si parte questo giovedì 8 maggio, anche se anche oggi non è una giornata bella di maggio, ma è il mese delle rose, è il mese della pioggia come aprile purtroppo. Speriamo bene perché abbiamo un territorio di una fragilità unica. Io penso che la politica dovrebbe ascoltare anche questi sindaci che vengono in trasmissione, che sono veramente con le spalle al muro, hanno poche risorse, non riescono veramente a farsi ascoltare. Ecco, io capisco che ci sono gli armi, gli armamenti, la sicurezza, ma anche la sicurezza del territorio è fondamentale. Loro sanno e sono in prima linea, poveretti, perciò lancio io questo messaggio questa mattina alla politica per far ascoltare i sindaci che sanno di cosa hanno bisogno. Vi presento subito due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il professor Luca Rossetto, professore in economia e politica agraria all'Università Inclusiva di Padova. Grazie professore veramente di essere qui. Saluto anche il professor Giorgio Palù, professore emerito Università di Padova, microbiologo. Grazie professore, anche lei, mi è caduto il microfono, di essere qui. Allora inizierei proprio da lei professor Palù. Ieri ho avuto ospite Silvio, il professor Garattini, che ringrazio sempre per la disponibilità, e l'ho visto molto preoccupato per quanto riguarda gli integratori, nel senso che questi soldi che si spendono per gli integratori, 5 miliardi ha detto, dovrebbero essere spesi per farmaci soprattutto nel terzo mondo. E soprattutto il problema che abbiamo con l'America, con i vaccini, con questi tagli alla sanità che ha fatto Trump, che veramente lo disturba molto. Lei, professore, è un po' disturbato, come vede la situazione? Lei che sa di cosa si parla e di cosa abbiamo bisogno. Prego, professor Palù. Gli integratori non rientrano tra i farmaci garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale, per esempio per gli acquisti diretti, quelli per gli ospedali sono circa 14 miliardi all'anno, e per la spesa convenzionata circa 9 miliardi. La spesa convenzionata, quella delle farmacie, quella dei farmaci distribuiti dalle farmacie, quindi dal territorio. Ma non ci sono evidenze scientifiche che riguardano gli integratori, concordo con quanto dice il professor Garattini, insomma. Ma questo sta anche un po' nell'educazione e nella comunicazione che va fatta dai medici ai cittadini. Come siamo messi invece per quanto riguarda questi antibiotici? Ecco, se ne fa troppo uso, ecco, ma questi farmaci, ecco, che vengono distribuiti, molti dicono, ecco, non solo gli antibiotici, ma abbiamo queste scatolette di farmaci troppo grandi, inutili, ne consumiamo 2, ne buttiamo via 15. La sua posizione qual è, professore? Come AIFA abbiamo fatto delle giornate informative sull'antimicrobico resistenza, l'uso diciamo non razionale degli antibiotici dati appena c'è il minimo sintomo comporta quella che è la resistenza a questi farmaci, e noi con la Grecia siamo il paese che in Europa soffre di più quindi di questo fenomeno. Quindi avere dei infezioni batteriche che non sono più sensibili agli antibiotici è un grandissimo malanno. Si stima che nei prossimi 20 anni ci saranno più morti per queste malattie che addirittura per i tumori, è una stima fatta dall'OMS. Quindi l'uso appropriato va consigliato. Anche qui c'è bisogno di molta formazione e molta educazione. La maggior parte delle infezioni che avvengono, soprattutto nella prima infanzia, sono dovute a virus, per cui gli antibiotici non sono indicati, non funzionano. Quindi ecco, mi ripeto, molta informazione, comunicazione, soprattutto a livello dei medici di medicina di base. Però noi siamo preoccupati perché purtroppo mancano anche questi medici di medicina generale, ne abbiamo pochi. Anche ieri in settimana ho ricevuto telefonate di persone che proprio non ce l'hanno ancora. Ma allora come si deve fare? Perché poi qualcuno con questo fai da te in internet, tanto mi curo da solo, non ho un problema. Ecco, non è solo l'informazione, è questa mancanza di numeri che abbiamo e fa sì che più di qualcuno si curi da solo, naturalmente sbagliando. Cioè, io vi invito proprio per far capire l'importanza, perché voi spiegate bene come sta facendo lei, l'importanza di una corretta anche cura. Cioè non puoi prendere quello che vuoi o perché l'amico te l'ha detto, perché l'ho avanzato dal figlio.
Ecco, professore, ecco, e purtroppo da chi arriva questa informazione? Che noi stiamo cercando di fare il meglio invitandoli e lei ha parlato chiaramente. Prego, professor Calù. È terribile, professore, non so cosa succede, ma c'è un rumore pazzesco. Io la sento molto. Ecco, vede, noi qui la sentiamo proprio male, dice anche il professore. Allora, intanto mettiamo a posto la connessione. Andiamo dal professor Luca Rossetto, professore in economia e politica agraria. Allora, politica, economia, agraria, qui c'è di tutto e di più da parlare. Prego, professor Rossetto. Allora, grazie Mirella, io sì, come ha detto, io sono come il professor Palù all'università, un docente dell'Università di Padova, ormai da una trentina d'anni e io sono nel campus di Agripolis dove ci occupiamo soprattutto di agricoltura ma anche ovviamente di veterinaria. E quindi sono due aree molto importanti, abbiamo molti studenti, ma io in particolare mi occupo soprattutto del marketing, dell'economia applicata all'agricoltura, nonché un argomento che a me sta caro è proprio appunto tutto quello che riguarda il mondo del vino, perché abbiamo anche un corso qui vicino a Conegliano che ormai ricorrono qua oltre 20 anni da quando è stato ovviamente istituito, ma sono anche ovviamente rappresento anche il mio dipartimento in sede diciamo centrale, quindi in rettorato, in una commissione che si occupa di un argomento molto importante che è l'inclusione, cioè ovviamente una maggiore attenzione a coloro che per purtroppo sfortune o problemi ovviamente di apprendimento o quant'altro devono essere veramente seguiti con una maggiore sensibilità anche da parte soprattutto dei docenti ma da tutto lo staff dell'università. Allora, professore Rossetto, quello che mi preoccupa, e ne ho parlato anche la scorsa settimana, è proprio la parola inclusione in campo lavorativo. Noi abbiamo una legge che prevede queste assunzioni, però io parlando con i sindacati tutti, i numeri non tornano. Purtroppo queste persone non vengono assunte e sono persone che forse potranno lavorare, anzi lavoreranno meglio anche di qualcun altro, sono molto attente, anzi per loro è una conquista, cosa non facile da sentire perché sembra che tutti non abbiano voglia di lavorare, invece noi abbiamo queste persone che il lavoro darebbe loro ancora più dignità. Come mai non si fa? Chi è che dovrebbe intervenire, professor Rossetto? Perché se c'è una legge chiara, io porto il curriculum, però il mio curriculum poi viene messo nel cassetto, tante belle cose, tante belle parole, ma alla fine non sento più nessuno. Prego. È vero, Mirella, lei sta toccando un argomento per me molto, cui ci tengo moltissimo, anche perché anch'io purtroppo vivo una condizione di disabilità da ormai una quarantina d'anni. Ho fatto tutta la mia carriera in una condizione motoria di particolare, insomma anche ho bisogno di particolari attenzioni, però mi sono molto impegnato nella mia vita e ho anche raggiunto ovviamente degli obiettivi che mi hanno dato grande soddisfazione. Per quanto riguarda invece questo argomento, ci sono due aspetti secondo me, da una parte il datore di lavoro e la sua sensibilità, dall'altra anche ovviamente chi deve essere assunto. Sicuramente chi lavora nonostante problematiche o di carattere diciamo, di apprendimento cognitivo o di carattere motorio o di carattere visivo, quello che è, bisogna comunque impegnarsi. Hai capito? Però c'è anche la parte molto importante, la sensibilità. Un conto è che parliamo di importanti enti pubblici, io parlo della mia, ho avuto, posso dire, la fortuna di essere dentro l'università, ma l'università è un ambiente molto particolare. Noi abbiamo molti, anche amministrativi, anche persone che sono in segreteria, che hanno delle problematiche e fanno quello che fanno gli altri, senza nessuna ovviamente di difficoltà. D'altra parte però può esserci come una sorta,
penso, di preoccupazione anche da parte del datore di lavoro perché non conosce il problema. Quello è il problema. Quando io ho fatto recentemente, ogni tanto vado a fare un po' di riabilitazione in un centro a Imola, quando si entra in questa realtà ti rendi conto cosa significa la disabilità. Ma quando siamo in giro tutti i giorni, che andiamo a fare, non so, le nostre passeggiate, andiamo al mare, non lo capiamo. E se vediamo qualcuno spesso lo vediamo molto lontano, come se non fosse della nostra vita. Ma è giusto che sia così, perché sono gravi difficoltà e non auguro a nessuno, anzi, per carità. Però ovviamente è il problema anche di comprendere, di avvicinarsi proprio della sensibilità di tutti noi in realtà. D'altra parte, e poi ci sono altri problemi. Guardi, professor Rossetto, io sono onorata di averla ospite, ecco, lavorei tutte le mattine proprio per cercare di informare che il mondo dei diversamente agili, come li chiamo io, perché la parola disabilità non mi piace, cerco di usarla proprio il meno possibile, sono persone che si muovono con strumenti diversi, tutto qua. Tutto là, non c'è nessuna diversità, abbiamo quelli più gravi, quelli meno gravi, però io vedo che anche quelli gravi, grazie alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia, hanno fatto passi da giganti, riescono a vivere anche una quotidianità che fino a poco tempo fa, possiamo dirlo, se non si investiva in questo non avrebbero potuto vivere, e questo mi fa piacere, spero, grazie al vostro aiuto, al vostro contributo come informazione, di fare dei passi avanti, perché vede, professore Rossetto, siamo anche noi colpevoli, perché noi siamo facili a mettere le etichette. La persona diversamente agile, noi non l'abbiamo mai chiamata col suo nome e cognome, gli abbiamo sempre dato delle etichette, handicappati, disabili, di tutto, mongoloidi, diciamo com'è la storia. Se noi avessimo iniziato dall'inizio a chiamarli per nome e cognome, forse non saremmo a questi livelli, però culturalmente non ci siamo, non siamo preparati, vediamo anche la scuola come presa, vediamo con gli insegnanti di sostegno, vuol dire che qualcuno non sente, ecco, e non ascolta. Allora io spero che grazie alla vostra presenza qualcuno inizi ad ascoltare, non solo sentire, perché non basta, bisogna ascoltare quello di cui avete bisogno. Allora, professor Palù, sentiamo anche lei. Io l'ho invitata questa mattina, professore, perché mi ha molto colpito la storia di quel ragazzo che è morto, non si capisce ancora se precipitato o cosa, perché mancavano i reagenti per fare le analisi. Cioè, finalmente ieri sono arrivati questi reagenti. Allora, siccome io penso che abbiamo tutti diritto di capire com'è la situazione, come stanno le cose, professor Palù. Allora, cosa sono i reagenti? A cosa servono e perché bisogna aspettare così tanto tempo anche gli addetti ai lavori per fare questi esami? Prego, professor Palù. Ma guardi, denuncio la mia ignoranza, non ho seguito il caso, non so esattamente di cosa si tratta. Se parliamo in generale di reagenti per la diagnosi, diciamo che nella nostra regione questi non sono mai venuti meno, c'è stata una criticità nel momento della pandemia del Covid, ma direi che ogni laboratorio che fa parte delle strutture, diciamo, identificate dalla regione, come convenzionate non solo di quelle pubbliche, questa cosa non deve mai succedere, né credo possa succedere. Ecco, quindi si tratta di reattivi per la diagnosi, questi sono presenti, le scorte ci sono negli ospedali, gli acquisti sono programmati, quindi è una cosa che non capisco come possa succedere. E infatti gliel'ho detta perché è successa e penso che non abbiano scritto una cosa per un'altra, sono mesi che si aspettano questi reagenti. Indipendentemente da questo caso volevamo capire come sta la situazione anche per quanto riguarda i farmaci, perché io veramente anche dei salvavita ricevo delle telefonate che non riescono a trovarli. Com'è la situazione, professore? Guardi, citavo prima quella, noi spendiamo in Italia circa 35 miliardi all'anno di spesa farmaceutica, su un totale di circa 135 miliardi per garantire, diciamo, la funzionalità del sistema sanitario nazionale, quindi vuol dire spese per personale, spese per reattivi, spese per strutture, spese per gas medicali e farmaci sono inclusi quindi in questa spesa. Quindi direi che i farmaci salvavita oggi
il sistema del welfare non solo italiano ma anche europeo si differenzia molto da quello per esempio di altri paesi come gli Stati Uniti d'America, dove i farmaci si comprano se si è assicurati. Quindi noi i farmaci Falmavita li abbiamo, sono disponibili. Non abbiamo ovviamente, non finanziamo sicuramente quelli che lei prima ricordava, quegli integratori che non si considerano neanche farmaci. Ecco, direi che un discorso diverso va fatto invece per quei farmaci per terapie molecolari avanzate, quindi sono farmaci molto costosi che oggi si impiegano particolarmente per le malattie rare e in oncologia. Ecco, ma questo è un altro discorso perché ci sono dei fondi ad hoc che il Ministero, oltre 12 milioni di euro da parte del Ministero, la stessa Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, ne mette a disposizione circa 9 milioni per le malattie rare, oltre a finanziare un fondo per farmaci orfani, e sono i farmaci che vengono utilizzati non per l'uso per cui sono stati prescritti. Quindi direi che il nostro sistema sanitario cerca di garantire tutte quelle che sono le terapie essenziali. Ecco, un conto diverso, le dicevo, per le nuove terapie che si stanno affacciando in questi ultimi anni e che fanno parte di quella che è la malattia di precisione, cioè di quei sistemi di approcci, di pratiche, decisioni, interventi e prodotti che sono misurati sul singolo paziente. Ecco, voglio dire che oggi abbiamo farmaci personalizzati e questi farmaci ovviamente costano sempre di più, quindi qua bisognerà fare un discorso molto più generale con l'industria farmaceutica a livello non solo italiano ma europeo, perché questo è un investimento che viene fatto sulla ricerca, viene fatto per i singoli pazienti, ma ecco qui bisognerà prevedere risorse adeguate e in questo caso anche accordi con l'industria farmaceutica. Professor Palù, un'altra curiosità è perché noi durante la pandemia abbiamo sentito molto la parola microbiologia, abbiamo finalmente sentito anche i microbiologi parlare, persone anche molto esperti. Però non è che poi alla fine abbiamo continuato a capire, perché è come se fosse chiuso una parete, finito il problema, sono arrivati i vaccini, si chiude tutto. No, io non ci sto e anche a casa penso che abbiano il diritto di capire quanto importante è la microbiologia all'interno di un ospedale. Prego, professore. Allora, io posso dire quanto importante è a livello di scienza di base e a livello internazionale. Se si guardano le riviste più titolate, tipo Nature, Science, Cell, New England, Lancet, ogni settimana, ogni mese, ogni 15 giorni ci sono articoli di microbiologia, quindi è una scienza fondamentale della vita. Quindi basti pensare che gli esseri e gli elementi vitali, gli organismi, i microbi sono la parte preponderante della biosfera, quindi vivono nel nostro corpo, ci sono più microbi e più geni microbici di quante cellule abbiamo noi, quindi sono molto importanti. Evidentemente però c'è un po' di trascuratezza nell'ambito dell'assistenza, direi che la microbiologia è stata considerata un po' come una cenerentola nell'ambito anche delle discipline mediche e di laboratorio, andrebbe rinforzata, basti vedere che gli incentivi per le scuole di specializzazione, quindi oggi il lavoro con la pandemia è stato molto affaticante perché c'erano turni di 24 ore, non sono remunerati, quindi c'è un po' di disaffezione anche da parte di medici, personale non medico come biologi o biotecnologi per affrontare questa specialità. Direi che essendo così importante, ho citato prima l'uso corretto degli antibiotici, fare una diagnosi corretta di infezione, quindi non solo di pandemie, ma anche di tante epidemie che abbiamo in corso, cioè di virus che si trasmettono, basta pensare a quello che abbiamo avuto con West Nile, l'abbiamo endemico ogni anno, chikungunya, che era un virus africano che adesso è diventato anche un virus endemico, la febbre dengue che colpisce 500 milioni di persone, problemi con la malaria, con la TBC, quindi è una disciplina molto importante
sicuramente andrebbe sostenuta in quella che è, diciamo, le sue disponibilità sia in ambito ospedaliero sia in ambito di specializzazione. Molto chiaro, professor Palù, la ringrazio. Avete capito che ogni mattina andiamo a scuola perché dobbiamo anche capire, conoscere, ecco, perché anche noi abbiamo diritto di capire, anche gli ottantenni, i novantenni che vanno ancora all'università magari hanno diritto di capire anche qualcos'altro, e l'ha spiegato molto bene. Professor Rossetto, ecco, cosa si deduce da quello che ha detto il professor Palù, perché tutto sommato poi questi antibiotici, queste cose vengono adoperate anche in agraria, vengono adoperate, ecco, anche da un mondo anche diverso. Prego, professor Rossetto. Beh, sì, non è proprio la mia area, diciamo, di studio. Di certo i miei colleghi microbiologi lavorano non ovviamente in ambito medico, ma usano, studiano ovviamente i microrganismi per scopi più legati all'alimentazione, oppure alle fermentazioni, oppure insomma per scopi, diciamo, di utilità a livello proprio alimentare o comunque a livello ovviamente di bevande. Ma non solo, perché c'è tutta ovviamente un'altra area della microbiologia che lavora, che studia, utilizza anche questi microrganismi proprio per scopi anche ambientali, legati quindi alla distruzione di materiali, oppure di produzione di materiali plastici biodegradabili. Insomma, c'è tutta un'area molto vasta di studio proprio perché, come diceva il professor Palù, ovviamente viviamo ovviamente in una nostra biosfera ovviamente piena, di questi microrganismi. Purtroppo alcuni sono dannosi per noi, altri invece sono molto utili, anzi utilissimi, e quindi questa, soprattutto nell'area, diciamo, di agraria, è soprattutto questo tipo di studi che vengono portati avanti. E poi diventa una politica agraria, perché poi si riproduce, ecco, su quella che sarà la conoscenza che verrà fatta anche all'università di questi prodotti usati anche nell'agraria, di queste cose che noi mangiamo. Poi non abbiamo ancora mica capito, professore, cosa stiamo mangiando, perché veramente non si riesce a capire cosa si semina, quanto si semina, cosa viene messo nei terreni, cosa mangiano questi animali, perché nessuno spiega. Noi leggiamo le etichette, ma se qualcuno spiega, ecco, riesce a capire un'etichetta, forse è bravo, oppure deve avere tre lauree per identificare. Perché c'è così poca trasparenza anche su quello che è una cosa che dovremmo conoscere per il nostro bene, per il nostro organismo, perché mangiare male, e delle volte vediamo vengono ritirati prodotti che fino all'altro giorno magari erano stati distribuiti, poi all'improvviso vengono ritirati, sì, ma io l'ho già mangiato questo prodotto. Perché c'è così poca informazione, professor Rossetto? Sì, questa è studiata anche in economia e va sotto il nome di asimmetria informativa, cioè nel senso che ovviamente chi produce conosce, sa, ha tutta l'informazione, chi compra un po' meno. E questo ovviamente, bravo che il professore un po' meno. E questo ovviamente comporta ovviamente a volte è legato proprio al fatto, all'etichettatura, in cui sono stati fatti molti sforzi, ancora se si ricorda Mirella gli scandali, ancora mucca pazza e poi influenza aviaria e quant'altro. Da lì ovviamente la legislazione si è moltiplicata, è stata creata l'Agenzia della Sicurezza Alimentare a Parma, e quindi adesso i controlli sono molto, molto più serrati, ed è ovviamente bisogna fidarsi dei controlli da parte ovviamente delle agenzie, come non so, l'istituto zooprofilattico da una parte, repressione frodi dall'altra, per ovviamente avere questo, ma soprattutto anche dall'etica, che ormai deve essere la filosofia. Ma guarda che stamattina il professor Rossetto ha usato una parola che a Mirella piace tanto, l'etica, e l'abbiamo detto anche con l'intelligenza artificiale, sì. Da un'eccellenza che ospita, ha detto forse abbinare la parola etica non sarebbe male. Scusi questa parentesi, ma siccome la sento poco questa parola, fortunatamente il professor Rossetto l'ha adoperata. Prego, professore. Ma certo, perché è inutile, se tutti i controlli del mondo, però qualcosa scappa sempre, ma se il produttore segue una sua
etica, cioè il rispetto degli altri, rispetto a quelli, in modo particolare appunto dei consumatori, siamo già a posto. No. E quindi, ed è questa ovviamente l'etica, e anche ovviamente che deve pervadere tutta l'azienda, tutta l'area ovviamente della produzione, perché ovviamente anche ti dico, per dire, parliamo che ne so di controlli anche nel biologico o quant'altro, ci sono e quant'altro, però chi si comporta bene, bravo, serio, chi magari un po' più, magari sta un po' sul limite, proprio percorre appunto i limiti. Ci sono dei bravissimi, io parlo ad esempio del vino, bravissimi produttori che vogliono fare anche di più, andare oltre, e chi invece sta a quello che è la legge, oppure perché ovviamente anche la legge definisce dei limiti minimi, però si può fare anche di più. Sentiamo cos'è per il professor Palù la parola etica, questa parola che viene usata pochissimo, si sente molto business, ecco questa parola ormai la usa chiunque, ecco nella scienza, ricerca, l'etica quanto importante è? Prego professor Palù. Ma prima mi permetta 2 parole di commento su quanto ha detto il professor Rossetto. Quando parliamo di salute oggi non possiamo più parlare di salute dell'uomo, ma di One Health. Salute unica, salute globale, planetaria, perché l'ambiente, gli animali, l'uomo sono connessi l'uno con l'altro. Basti pensare che tutte le ultime pandemie e le forme epidemiche sono create da zoonosi, cioè da microrganismi o virus che si trovano nell'animale e dall'animale passano all'uomo. Quindi ci deve essere uno studio unito. Uomo, animale, ambiente, non può essere disgiunta la salute. Tornando all'etica, è una parola che risale alla filosofia greca, come l'abbiamo diversamente interpretata, l'etica nicomachea, è il comportamento che oggi dovremmo sostenere soprattutto, e mi riferisco sempre al caso della medicina, soprattutto delle medicine avanzate, delle terapie avanzate, della medicina di precisione. La prima persona a cui fa riferimento è sempre l'individuo, il soggetto, il paziente, soprattutto oggi che con l'intelligenza artificiale abbiamo a disposizione e con la digitalizzazione del sistema sanitario avremo a disposizione dati personali di singole persone. Quindi abbiamo capito che le malattie, anche quelle neoplastiche, sono diverse l'una dall'altra, dipendono quindi dalla variabilità genetica dell'individuo, quindi dobbiamo trattare l'individuo come un'unica unità di persona, corpo, mente, morale. Quindi l'etica, nel caso appunto della medicina e delle terapie invasive o le terapie sperimentali avanzate, va considerata nell'ottica di quello che un paziente sente e prova per la sua malattia. Quindi a lui spetta la decisione. Non può essere violata l'individualità, né la sensibilità, né il credo, in questo caso anche religioso, delle singole persone. Chiarissimo, abbiamo il nostro Rinaldo in linea, ho aperto il centralino perché dovete veramente ascoltare, sono veramente ospiti al mattino delle persone che voi incontrate poco, ascoltate poco, si vedono anche poco, perché anche hanno un'etica, perché bisogna anche dire questo, bisogna capire dove vado e cosa dirò. Prego Rinaldo, vai! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti, proprio una bella trasmissione, non importante, importantissima. E dopo voglio dire che la ricerca che è la roba più importante che va a aiutare, perché i ricercatori, i professori come questi qua, porta avanti la vita di tutti. Però quello che non è giusto, quello che non va, che tutte queste robe bellissime, importantissime, i produttori non gli interessa niente, gli interessa il business, come sulle medicine. Se una medicina che è rara, che per farmi spende una barca di skate e gliene vende poca, neanche a noi la segue più. Perché? Perché ne va un profitto, ne va il business. Adesso si calcola tutto nel denaro. Una volta non avevamo niente,
maniera più etica, come che dire il professore, anche come i risavi 20 anni fa, che aveva fatto una legge che un'azienda importante, tanti assunti, e che aveva attorno a queste persone. Non si era più sentito niente, nessuno idea, ma stiamo parlando di scelta di gente, che abbiamo bisogno di gente che lavora. Troviamo questa gente che soprattutto è anche più intelligente di chi che sta bene, perché c'è gente che ha studiato e dandogli un lavoro ti dà anche la vita normale, ti dà... Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, devo andare anche in pubblicità, ma sei stato chiarissimo e ti ringrazio. Però professor Rossetto, anche la parola economia è una parola importante da capire, anche perché quando parlano molti politici non è che alla fine riusciamo a capire molto, perché uno dice che va molto bene, l'altro dice che va male, ecco c'è sempre questa contrapposizione, ma alla fine a casa poi le persone dicono ma com'è presa questa Italia? Allora cosa ci dice professor Rossetto? Beh, l'Italia è un paese che rientra appunto nell'ambito delle cosiddette economie industrializzate, è un'economia ovviamente dove il reddito, diciamo la produzione di ricchezza è medio elevata, non è così alta come in altri appunto paesi, però diciamo siamo all'interno di quelli che si chiamano G7, quindi sono grandi paesi e rappresentano sicuramente una grande economia, un'economia legata soprattutto alla trasformazione, perché gli italiani sono dei bravissimi trasformatori. Io ai miei studenti porto sempre un esempio di una filiera che purtroppo non è italiana, ma che diventa italiana, è la filiera del caffè. Una filiera, il caffè noi non lo possiamo fare, che non abbiamo il clima, però bravissimi a selezionare le miscele, a fare la torrefazione e poi riesportare questo prodotto che è apprezzato appunto in tutto il mondo, ma in tantissime altre aree, ma anche nell'area appunto industriale. Quindi è un paese che sicuramente ha delle abilità, ha delle capacità e ha della creatività. Vediamo anche il mondo della moda, dell'arredamento, le fiere. Ce l'abbiamo nel DNA, professore. Ce l'abbiamo nel DNA. Quindi sicuramente abbiamo avuto anche momenti più difficili, è un'economia come le grandi economie, ovviamente cresce, ma cresce lentamente perché ormai abbiamo raggiunto i livelli molto alti. Certo che abbiamo avuto problematiche a livello ovviamente di bilancio statale, perché forse in certi periodi la spesa è un po', parlo ovviamente di oltre 40 anni fa, è un po' così scivolata, però quello che è importante è, come dicono sempre i nostri amici giapponesi, è importante spendere anche i soldi pubblici, ma spenderli bene. Ma pensa, forse copiando anche, ascoltando certe parole impareremo, però quello che veramente preoccupa, professore, io la ringrazio di essere venuto questa mattina, perché io sento molti ospiti e anche molte telefonate che dicono purtroppo l'Italia è in mano ai banchieri, la politica economica la fanno le banche. Vede che a casa riescono a capire se qualcuno spiega come va la situazione. È proprio così oppure c'è qualcos'altro che non sappiamo, professor Rossetto? Cara Mirella, le banche, il sistema bancario, tutti i paesi sono, non c'è solo l'Italia, tutti i paesi sono, senza le banche un paese crolla. Quindi il sistema bancario è essenziale, si regge, il mondo della finanza è il mondo che ormai ovviamente le borse e quant'altro abbiamo visto, no? Anche recentemente le decisioni, così anche solo la dichiarazione di questi dazi aveva già creato preoccupazioni ovviamente negli investitori della borsa, era calata la borsa con forti ripercussioni ovviamente sui risparmiatori, allora è tornato indietro. Il mondo è molto importante, no? Abbiamo visto anche la crisi del 2008, no? Che ovviamente dei subprime aveva creato grossissimi problemi, le banche due, no? Lehman Brothers che avevano chiuso, però poi è intervenuto Obama cercando di ovviamente salvare quelle banche che erano in gravissime difficoltà. Perché? Perché senza banche come facciamo? È impossibile. E quindi è certo che le banche sono molto potenti e non c'è niente da fare. Il mondo è così, cioè non è che possiamo... si è evoluto in questa direzione, certo ovviamente ci sarebbe ovviamente bisogno di
lo dicono sempre, anche gli americani volevano farlo, poi non ci sono riusciti a separare le banche, quelle che mantengono i nostri risparmi, li fanno un po' magari fruttare un attimo, da quelle speculative. Qua allora abbiniamo anche la parola etica, l'etica sì. che c'è anche una banca etica, mi sembra, no, Sì, professore? c'è anche la banca etica. Cioè l'etica dovrebbe far capire che certi investimenti dovrebbero essere anche messi per aiutare la popolazione, per vedere, ecco, io penso che visto i numeri che hanno, stiamo parlando di miliardi, Certo. ecco, forse dovrebbero investire anche su quello che il paese ha bisogno. Sto parlando ai diversamente giovani, ad esempio, ecco, sto parlando di RSA, abbiamo una sanità privata che vola, abbiamo una sanità pubblica che stiamo benissimo, dicono qua nel Veneto, ma siamo in difficoltà perché abbiamo dei numeri importanti e che non riusciamo veramente a sopperire perché mancano i medici, mancano, ecco, quelle figure importantissime che forse in tempi non sospetti, se si fosse investito e fatto più formazione su questo, forse adesso non ci troveremmo ad avere il diversamente giovane che per fare una visita deve aspettare magari un anno o due e non ha i soldi per andare dal privato. Certo. E questo è il mondo che mi preoccupa, professore. Ha ragione Mirella, sì. Questo bisogna pur parlarne, perché quando qualcuno diceva dovete farvi un'altra assicurazione, non basterà più la pensione, ecco, forse già là c'era qualche piano strategico che non veniva detto perché sapevano dove andare a parare e forse stanno parando dove anche noi dovremmo pagare questa sanità, perché sta diventando sempre più privato nel silenzio totale di quelli che dovrebbero intervenire e si sta parlando poco di pubblico, anche se il grande intervento, ripeto, si va nel pubblico a farlo, fortunatamente dico io, perché le eccellenze le abbiamo e sono veramente bravi. Pubblicità. Salutare il professor Palù perché se ne ha un impegno, deve andare via. Sentiamo la telefonata di Rinaldo, di Leone da Tre Basele e poi salutiamo il professor Palù. Vai Leone, grazie. Ciao Mirella, grazie soprattutto io. Allora, parlare di economia in agricoltura è difficile di tempo. Comunque noi una volta, noi agricoltori, perché sono agricoltore, producevamo molte cose. Producevamo seta, lana, canapa, si producevano un marco, si vendevano piante, avevi un noce da tagliare, avevi un olmo da tagliare, erano tutti i soldi che entravano dentro, avevi le galline che ti davano le uova, andavi a fare la spesa con le uova. Adesso tutto quello è sparito, cioè la plastica praticamente ha eliminato molto della nostra produzione, perciò lì non prendiamo più niente perché la seta non la produciamo più, la lana più, la canapa nemmeno, perciò noi produciamo solo cibo adesso e se produciamo cibo dobbiamo produrlo in grandissime quantità per guadagnare qualcosa e lì mi sembra che è stato il grande errore. Perché abbiamo copiato dagli americani e adesso ci accorgiamo che gli americani hanno bisogno di uova perché una malattia gli ammazza tutte le galline e non hanno più le uova. E questo è stato tutto sbagliato e l'etica sarebbe stata la cosa più importante, perché invece di fare tutto con la plastica, se avessimo continuato a produrre tutto quello che producevamo prima e fare tutto con la lana e tutte le cose naturali, non saremmo a questo punto. Ciao, Grazie Leone, molto chiaro, fammi andare avanti perché devo salutare il professor Palù che se ne deve andare. Professore, come ci saluta e con quale messaggio questa mattina? Prego. Parlare adesso di economia, di incentivi, di industrie che fanno danari sulla salute. Ecco, direi che anche nei regimi autocratici e comunisti l'incentivo economico, lo dimostra la Cina per esempio, paesi del sud-est asiatico,
in ampio sviluppo, è fondamentale per stimolare la ricerca. Se noi togliamo il concetto di competitività, diciamo, all'invenzione, il valore dei brevetti, ecco, vogliamo renderli gratuiti, beh, non abbiamo stimolo alla ricerca, quindi è fondamentale stimolare, perché questo è pur sempre il frutto della pensiata geniale di un individuo o di un gruppo oggi sempre più di ricercatori che mette a frutto conoscenze acquisite. Quindi lo stimolo ci deve essere. Ecco, torniamo ai farmaci. Noi abbiamo una produzione nel nostro paese, il primo in Europa, con 50 miliardi di farmaci. Molti sono prodotti da multinazionali americane che adesso subiranno i dazi, perché quando questo farmaco dall'Italia va in America subirà il dazio e quindi ci sono dei rischi. Quindi dobbiamo tener conto che l'economia è un fattore imprescindibile, diciamo, perché se l'industria investe tanti soldi e denari in strumenti, in risorse, diciamo, anche umane, deve avere un ritorno, però questo ritorno, ecco, qui è l'importanza dei sistemi con welfare, cioè con previdenza sociale, con sussidi, come il nostro, deve essere temperato, quindi ci deve essere sempre un equilibrio tra chi giustamente richiede un, diciamo, riconoscimento degli sforzi che ha fatto, anche economici, un ritorno, e quello che deve essere il discorso di distribuire a tutti, soprattutto ai più bisognosi, le cose necessarie. Quindi farmaci salvavita, ma anche farmaci importanti per i singoli soggetti, per malattie rare, per neoplasie, eccetera. Quindi ecco, questo è un concetto per me fondamentale che si sposa appunto con l'etica della sostenibilità, diciamo, economica e dello sfruttamento delle conoscenze umane e dell'intelletto umano. Ecco, poi venendo, mi pare, ecco, a un altro tema, io dico che quello dell'eccellenza della sanità pubblica e privata. Una considerazione andrebbe fatta anche nel nostro sistema veneto che ha molte eccellenze, cioè noi dovremmo premiare. Perché c'è questa disaffezione? Perché molti medici, direttori, primari, universitari, ospedalieri se ne vanno nel privato. Ecco, consideriamo il sistema americano, ma anche quello europeo, anche quello inglese. Abbiamo stipendi ben diversi, cioè il valore dovrebbe essere premiato. Se un primario, se un direttore, se un professore è bravo, se un ricercatore è bravo, non può prendere 1.500 euro al mese o 3.500 euro al mese. Quindi premio alla competizione. Quindi ci deve essere competizione e soprattutto valutazione e remunerazione del merito. Questa non è una discriminazione, non si può fare l'equità sociale uniformando tutti. Bisogna privilegiare e riconoscere chi ha del merito, quindi premiarlo e mantenerlo e incentivarlo a rimanere in quella posizione. Sto parlando in questo caso dei medici bravi, eccellenti. Si può aggiungere, professor Pallù, la parola meritocrazia che non esiste nel nostro paese. Possiamo aggiungere la meritocrazia indipendentemente dallo stipendio, ecco, perché noi abbiamo veramente delle bravissime persone, preparatissime, ma se non fai parte dei cerchi magici... Ricordiamola però la meritocrazia, ecco, quindi sì, applichiamo il merito. Giustamente, però cominciamo a parlare anche di meritocrazia, etica, vedrete che cambierà il paese. Professor Pallù, lei è un professore emerito, come vuole salutare il professor Luca Rossetto? Cosa vuole dire il professor Luca Rossetto dopo averlo sentito? Credo di averlo già salutato, riconoscendo l'importanza che ci sia una stretta relazione tra medicina, biologia, zootecnia, agraria, quindi l'ho già salutato con One Health, diciamo noi dobbiamo essere alleati. Lui ha citato l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che è un'altra eccellenza e che opera appunto a stretto contatto tra medicina veterinaria, ambiente e medicina umana.
Quindi, Grazie, veramente grazie al noi professore. dovremmo unire le forze. Professor Rossetto, come saluta il professor Palù? Velocissimo? Il professor Palù è diciamo un Guarda professore... che l'ha fatto sorridere, sorride poco il professor Palù, guarda che ci siamo riusciti stamattina. Un professore che è stato dato un grandissimo contributo e continua a darlo all'Università di Padova. Io lo conosco da nome attraverso anche il mio professor Boatto da molto tempo, e ha dato, sicuramente è stato molto importante. L'università è cresciuta moltissimo e continua a crescere grazie ovviamente proprio alla sua, diciamo, contributo e attività appunto scientifica e ovviamente anche medica che ha svolto in tutti questi anni di carriera. Più Grazie, di così professore. non possiamo salutarlo. Grazie, un saluto anche al professor Boatto. Grazie professor Palù e buona giornata a lei. Allora si parlava di plastica, professor Rossetto, prima con la telefonata di Leone. Non è che mangiamo, forse non ce lo dicono, ma mangiamo anche tanta plastica, i pesci mangiano plastica, ecco, la verdura delle volte diciamo questa è plastica, ma cosa mangiamo veramente? La plastica, cos'è la plastica nel 2025 e che numeri ha? Ecco, perché ormai non riusciamo più a capire, ecco, non ci sono più i terreni che c'erano una volta, ecco, le semine, cosa succede, professore? Beh, allora sono cose un po'... allora, il problema della plastica è un problema che è un prodotto che, introdotto ancora ovviamente negli anni 50, ha ovviamente dato un grande sviluppo, ovviamente contribuito allo sviluppo economico, non senza purtroppo problemi. Guardiamo cosa è successo appunto, proviamo quello che è successo a Marchera e quindi provato anche problemi anche proprio di sicurezza, problemi anche di tipo sanitario. Il problema delle plastiche, il problema adesso quello che si parla è queste microplastiche, no? Queste pezzettini che volano. Sono seguito anche qualche incontro di colleghi chimici che mi ha anche un po' spaventa, se dobbiamo essere sinceri, però ovviamente ormai la via, no? Quella che la von der Leyen Green Deal è già stata avviata da molto tempo verso ovviamente prodotti che hanno ovviamente più biodegradabili e verso ovviamente quindi ci vorrà un po' di tempo però prima di arrivare a questo. Io vorrei rispondere, mi ha toccato nel cuore la telefonata di questo agricoltore perché di Leone, proprio perché il signor Leone ha ragione, l'agricoltura è cambiata tantissimo, si parlava prima, proprio ha detto il professor Palù, di competitività. La competitività ovviamente, come si diceva, le aziende farmaceutiche hanno questa, diciamo, meno male che c'è il brevetto che le protegge almeno per fare tutta questa ricerca, purtroppo in agricoltura no, che l'agricoltore è ovviamente dopo dall'inizio degli anni 2000 il commercio internazionale è aumentato e ovviamente anche chi ha bisogno di frumento va dove lo trova disponibile o lo trova anche a un prezzo appunto più vantaggioso, e questa è la competitività. Quando non ci sono più barriere, quando i mercati sono aperti, è così. L'azienda agricola è insomma, che noi diciamo agraria, è completamente cambiata, ma soprattutto il problema principale che questa competitività ha abbassato i prezzi. Ha abbassato i prezzi, parlo ovviamente, qui siamo a Treviso che è ancora un'area felice grazie ovviamente a questa che avete il Prosecco, però io vengo ovviamente dal Polesine dove abbiamo questi tutti appunto seminativi e lì c'è un problema proprio di redditività, cioè i prezzi sono troppo bassi. Io con i miei studenti ho fatto un conteggio, dicevo quanto pane poteva comprare un agricoltore all'inizio degli anni 70? 40 kg. Adesso un quintale di frumento intorno a 20-25 euro. Con 25 euro quanti chili di pane si comprano? Ma però, professore, non è che sia sbagliata la filiera, cioè troppo lunga questa filiera, alla fine quello che guadagna di più è l'ultimo della filiera e non il primo? Cioè non è che forse bisogna accorciare questa filiera e vedere veramente chi deve guadagnare, non sopravvivere, perché questi nostri agricoltori sono persone che non conoscono ferie, vacanze, domeniche, sono persone che lavorano
7 giorni su 7 per dar da mangiare a noi, che poi critichiamo perché comperiamo da loro le cose, è come che le comperassi dal fruttivendolo, anzi io dico ancora di più dovrebbero vendere questi a chilometro zero, perché cercano di dare il meglio di quello che semino. Pensate, con questo tempo, ecco, non riescono neanche a seminare, a arare i campi, perché noi vediamo sempre il livello dei soldi. È vero che ce ne sono pochi nelle tasche, e qua non c'è dubbio, al Banco Solidale ne so qualcosa, professore, ieri era aperto, però è quello che non si riesce a capire, che non si va mai a toccare il cuore del problema. È la filiera che è sbagliata, è la filiera. Quando questo agricoltore mi dice: Mirella, io non posso portare al mercato questo prodotto perché non me lo prendono, è poco, lo vogliono come lo voglio, lunghezza, larghezza, peso, ecco, forse anche qua si dovrebbe capire, ma cosa vogliamo veramente? Vogliamo mangiare bene, sano, o vogliamo mangiare solo il bello? Il bello è caro, perché non si riesce più a capire, cioè perché la busta di insalata costa così tanto, però va via, si compra, e una cassetta di insalata rimane là. Allora anche noi dobbiamo capire dove vogliamo andare a parare, tutti insieme. Prego, professore. Sì, Mirella, questo è un argomento che io tratto proprio con i miei studenti, proprio la filiera, la lunghezza della filiera, l'efficienza della filiera, il valore lungo la filiera, sono tutti argomenti che noi studiamo, e nonostante sì, cambiamo filiera da carne, il latte, il formaggio, il pane, però alla fine il 50% va a chi vende. Il resto va a chi, un po' a chi trasforma e confeziona, e una piccola parte va all'agricoltore. Ma in altre parti del mondo è uguale. Cioè, il mondo è paese, non a caso questo detto, professore. Il fatto è che si è creato un sistema distributivo legato ovviamente ai, diciamo, supermercati, che purtroppo è vantaggioso per un consumatore. Cioè il consumatore va al supermercato e trova tutto. Se si ricorda, quando erano molti anni fa, quando c'erano i piccoli negozietti, il casolino, bisogna andare dal macellaio, bisogna andare dal fornaio, bisogna andare dal fruttivendolo, ancora il fruttivendolo si mantiene ancora perché è il fresco, però questo si è perso, il sistema distributivo è diventato, si è concentrato, ma in Francia uguale, in Spagna uguale. Scusi professore, c'è una parola, multinazionali? Sì. È inutile che la giriamo, cioè la multinazionale ha preso il potere, ha preso questo paese in mano, prende la polpa, lascia le ossa, forse neanche quelle ormai, e si porta via quello che era il nostro know-how, la nostra creatività. Perché siamo così, l'ha detto lei anche prima, il caffè non lo produciamo perché non abbiamo le piantagioni, ma sappiamo lavorarlo, sì. e poi tutto il mondo ci premia, è forse l'Italia che non ci premia, i governi, che non ne abbiamo 70, possibile che nessun governo abbia capito l'importanza dell'agricoltore, dell'artigiano, del commerciante, di tutti quelli che lavorano seriamente, perché qua in Italia, professore, chi lavora non viene pagato e chi non fa niente viene pagato, cioè c'è qualcosa che non va in questa filiera. Cosa dice professor Rossetto? Allora sì, questo è un discorso, sì, è una questione abbastanza diciamo delicata, tragica direi, professore. Delicata. Certo sì, c'è questo arrivo di multinazionali, però non dobbiamo scoraggiarci, cioè non dobbiamo perdere la fiducia su un sistema comunque che si regge, è consolidato. In alcune filiere, il caso felice del Prosecco ovviamente lo è, perché i produttori comunque sono ben remunerati, ma rappresenta un'eccellenza che purtroppo un territorio sopravvive molto bene su questo, però gli altri territori no. Quindi è possibile estendere. Per in altre situazioni ancora il latte, ad esempio, sta vivendo un momento molto più felice adesso rispetto a quello che era quando finalmente. Però è stato, vedete, piano. Per quanto riguarda invece le altre produzioni, sarebbe necessario qui effettivamente si invoca un po' il politico, la politica nel senso di trovare una modalità
per tornare ad essere un po' più protetti. Insomma, come c'è la corsa alle armi, ma una corsa anche alle armi, come si diceva, alle armi sui campi, cioè mantenere una nostra produzione, salvaguardare una nostra produzione, salvaguardare i nostri produttori, cioè in primo luogo. Ci siamo aperti al commercio internazionale e questo ha portato sicuramente dei vantaggi, ma purtroppo ha portato a questa pressione appunto sui prezzi e che ovviamente i piccoli produttori fanno molta fatica e alla malapena riescono a remunerare il proprio lavoro. Però vede professore, lei ha citato il vino, io me lo ricordo benissimo, mi ricordo quando si investiva su questi produttori di vino, ecco, sono stati contributi a fondo perduto all'inizio per partire, è stato investito, hanno creduto, ma non è che devono credere solo su un settore, perché noi avevamo perso tanti settori e stiamo perdendoli. Allora non puoi, perché io che produco un'altra cosa posso anche dire perché loro a fondo perduto e a me no? Perché se produco vino ho avuto queste possibilità di riuscire a crescere? Perché hanno investito, è sempre là. Dove vuoi investire? Con chi vuoi investire? Io ieri avevo un artigiano di 82 anni, ha detto è finita, non ci siamo più. Ecco, io ho dovuto chiudere la mia attività, anche se avevo voglia di continuare, perché ancora sono vivo e vegeto. Però tra la burocrazia, i costi e il personale che non trovo ho dovuto chiudere l'attività. Certo. E nessuno mi ha aiutato in questo. Capisce che io non devo essere fortunato ad avere quel prodotto perché qualche politico crede in quel prodotto. Io devo avere quello che mi spetta di diritto, che è la meritocrazia, se è un prodotto valido e buono. Questo è quello che non riesco a capire, professore, perché noi questi prodotti li avevamo e anche questi meravigliosi creatori, perché noi abbiamo questa creatività, come si diceva prima, che non ce li hanno gli altri, possono copiare, ma quello che riusciamo a fare noi non riescono a farlo, basta vedere nella moda e non solo. Perché non si fa questo? 70 governi, cosa ci ritroviamo? Che eravamo la quarta potenza industriale, professore, guardate come siamo presi e tutti passano il cerino, è sempre colpa di qualcun altro. No, noi abbiamo sempre lavorato, professore, pagato le tasse perché siamo anche una popolazione seria. Abbiamo i furbetti, sono pochi, quelli sono stati premiati e continuano a premiarli e questo al mondo dei giovani non piace, professore, perché non sono così stupidi da non capire che forse loro sono più in là di quello che pensiamo e credono ancora nel loro futuro. Io li ospito gli studenti e sono ottimisti. E sa cosa mi ha detto una ragazza, professore? Vedrà Mirella che un po' alla volta, un passetto a volta ce la faremo a prenderci il futuro in mano. Mi sembra una frase bellissima, professore. Prego, come chiudiamo? Chiudiamo così, chiudiamo proprio con i giovani. I giovani, io ho la fortuna di avere questa professione che mi porta a essere in contatto con ragazzi di 20 anni, di 22, 23, 25, con tesisti e io vedo ragazzi che hanno tanta voglia di fare e anche tanta serietà. I furbetti io non ne vedo neanche uno. Tutti, anche qui a Conegliano abbiamo ragazzi che vengono anche dal sud, dalla Puglia, di qua, perché vogliono imparare. Perché? Perché vengono qua, che abbiamo l'istituto qua del Cerletti, perché è attrezzato, perché ha una possibilità di visitare, di entrare nel mondo dove vogliono lavorare. E poi sono ragazzi, io sono anche per esempio coordinatore di un master internazionale in Francia e lì ho conosciuto ragazzi che vengono da tutto il mondo e tutti viaggiano, vogliono andare di qua, vanno a fare la raccolta in Australia, sono ragazzi apertissimi, hanno voglia di imparare, hanno voglia di fare, hanno voglia di lavorare. Più belle di queste parole avete sentito chi sono i nostri giovani, non quelli che leggete tutti i giorni sui giornali, che sono pochi e non fanno testo, ricordatelo, lo dico sempre, ricordatelo, sono questi, quelli che non vi fanno vedere, ma che io grazie a questi professori riesco a farvi capire, li invito e voi vedete ma che bravi ragazzi, perché sono quelli che abbiamo. Grazie veramente, grazie al professor veramente Luca Rossetto, professore in economia e politica agraria all'Università Inclusiva di Padova, veramente grazie professore, spero che ritorni presto. Grazie Mirella, grazie a tutti voi. Grazie, andiamo in pubblicità.
altri due graditi ospiti. Abbiamo il professor Gianni Tamino, biologo, ex docente in biologia. Veramente parleremo di energia sul nucleare, cambiamenti climatici. Saluto anche Francesco Enrico Gonzo, sindaco di Isola Vicentina. Grazie anche a lei, sindaco, di essere qui con Mirella. Ecco, partirei proprio da lei, sindaco, visto quello che sta succedendo in questi giorni, in queste ore, con questa pioggia, con queste fragilità che abbiamo. Com'è dalle sue parti, professore? Professore, sindaco, mi scusi. Ok, sì, buongiorno a tutti, grazie ancora. No, qui attualmente sta splendendo un timido sole, ma naturalmente la preoccupazione delle allerte che arrivano del centro funzionale decentrato della protezione civile ci mettono sempre un po' in allerta e appunto in preoccupazione. È anche vero che a noi qui ad Isola Vicentina manca poco meno di una settimana all'anno, il primo anniversario dell'alluvione che c'è stata a Castelnovo la notte tra il 15 e il 16 maggio del 2024 e purtroppo dobbiamo renderci conto che anche i modelli predittivi ormai sono in difficoltà. Se l'anno scorso è successo qui nella Valle Leogra, quest'anno abbiamo visto cosa è successo nella Valle del Lagno, purtroppo anche con morti lì. Qui da noi fortunatamente non abbiamo avuto questa disgrazia, ma i danni sono stati ingenti perché oltre 600 famiglie e più di 400 edifici sono stati colpiti dall'alluvione. È un momento sicuramente di grande riflessione, lo è da tempo, perché da tempo veniamo richiamati a rivedere i nostri comportamenti e essere più attenti rispetto agli effetti del cambiamento climatico, però sicuramente non è mai abbastanza quello che si sta facendo ora, perché siamo sempre comunque in ritardo rispetto agli effetti. Allora sentiamo cosa ne pensa il professor Gianni Tamino, biologo. Prima avevamo il professor Giorgio Palù, microbiologo, adesso abbiamo il professor Tamino. Perché, professore, non possono dire che voi non l'avevate detto che c'era in atto questo cambiamento climatico, lo dite da anni, avete fatto anche delle proposte serie, molto importanti, però sempre come al solito qualcuno non ascolta. Addirittura qualche politico ha detto ma non è vero che c'è il cambiamento climatico, c'è sempre stato. Cioè questi che sono dei politicanti, a mio avviso, professore, non politici, che è un'altra cosa. Forse se ascoltassero di più, andassero magari un po' più a scuola da voi, forse riuscirebbero anche a intervenire nel territorio, perché capirebbero la disperazione e la necessità che avete di capire che abbiamo una fragilità incredibile e lo vediamo ormai tutti i giorni, da mesi, da anni. Prego, professor Tamino. Sì, noi diciamo come persone che si occupano di ambiente e di cambiamenti climatici lo diciamo dalla metà degli anni '80 del secolo scorso che c'è questo pericolo, ma quello che devo chiarire è che quando negli anni 80-90 parlavamo di cambiamenti climatici non pensavamo che saremmo arrivati così rapidamente a questa situazione, cioè la situazione è andata peggio di quanto erano le previsioni di allora. Perché? Perché, come diceva lei, a livello politico non c'è stato nessun ascolto, anche quando si sono fatte delle iniziative, pensiamo agli accordi di Kyoto, poi gli accordi di Parigi, eccetera. Tante parole ma niente fatti, e addirittura negli ultimi anni si vuole negare anche quel po' di finanziamenti o addirittura si vuole negare l'esistenza dei cambiamenti climatici. Qualcuno dice, come diceva lei, ma ci sono sempre stati. È vero, cioè il clima non è mai costante, ci mancherebbe. Cos'è cambiato allora? Quello che è cambiato è la quantità di gas ad effetto serra, cioè anidride carbonica, metano, sostanze chimiche anche di natura fatte dall'uomo, cioè artificiali, che hanno creato una situazione per cui la radiazione solare arriva e il calore che la Terra emana per effetto di questa radiazione solare non viene dispersa sufficientemente perché questi gas trattengono il calore all'interno della nostra area vitale. Ecco, questo è cambiato in modo così drastico che abbiamo raggiunto e superato 1,5 gradi medio su scala planetaria, ma nella zona del Mediterraneo siamo andati ben oltre
e il mare Mediterraneo ha accumulato una quantità enorme di energia per effetto di questo accumulo di calore, per cui si sta trasformando l'area del Mediterraneo in una zona paragonabile a quella dei Caraibi, cioè una zona tropicale. Noi abbiamo avuto sempre delle trombe d'aria, ma non dei tornado. Abbiamo sempre avuto delle grandinate, ma non grandinate così rilevanti come in questi ultimi anni. Abbiamo sempre avuto alluvioni, pensiamo a quelle del Polesine negli anni 50 del secolo scorso. Però cos'è cambiato? Non è cambiato il tipo di fenomeno, ma la frequenza e l'intensità del fenomeno. Per cui non siamo più in grado non solo di prevedere, ma anche se prevediamo non siamo più in grado di intervenire, perché la situazione diventa così grave che oggi noi dobbiamo già pensare a sistemi di prevenzione rispetto a situazioni peggiori di quelle che pensavamo un tempo. Ecco, noi non solo dobbiamo renderci conto che ci sono questi cambiamenti dovuti a questo aumento di energia che si accumula nelle basse zone, quelle dove viviamo dell'atmosfera, e nei mari soprattutto, ma che in qualche modo dobbiamo prevenire ovviamente questi cambiamenti climatici, quindi dobbiamo evitare le combustioni, evitare la produzione di gas ad effetto serra, ma ormai siamo a un punto tale che dobbiamo anche porci la domanda come intervenire, dando per scontato che comunque questi cambiamenti ci sono, e quindi bisogna pensare a interventi per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici. Più chiaro di così, guardate, io non so a casa, ma sentite quanto chiaro parlano, cosa dicono. Ecco, loro hanno iniziato a fare prevenzione, non pensavano, ma la prevenzione era in atto, loro avevano già messo in campo che ci sarebbe stato questo cambiamento. È là che anche la politica doveva fare prevenzione e assecondarli e capire come iniziare a collaborare. E invece il sindaco questo non si fa. Io lo dico, l'altro giorno sono andata su dei paesetti, io ho visto solo cemento, sindaco, io ho visto solo cemento. Ecco, dove c'erano campi, ci sono tutte case nuove, palazzoni, c'è solo cemento. E l'acqua dove va? Dove va? Perché io ho avuto anche la presidente degli urbanisti e ha detto: guardate che è una cosa incredibile, cosa possiamo fare? Cioè, dobbiamo buttare giù tutto adesso. Eppure qualcosa si può fare se riusciamo, grazie anche alla ricerca, alla tecnologia, alla scienza, che hanno fatto passi da gigante per cercare di mettere in sicurezza il paese. Però è una sensibilità, bisogna avere che sensibilità alla politica. Lei fa parte di un partito importante, il sindaco dei Fratelli d'Italia, però questi sindaci mi dicono, indipendentemente dell'appartenenza, i sindaci sono poco ascoltati, non ci ascoltano. Ecco, se siete voi i responsabili della salute dei cittadini, non parlare della protezione civile. Io vi vedo con le tute, ma dico: ma poveretto sto sindaco, ma siamo sicuri che è proprio lui che dovrebbe stare con quella divisa in quel momento, che dove veramente non sa neanche che pesci pigliare? Per carità, ci saranno anche sindaci preparati, non dico di no, però vedervi con queste tute, col vuoto dietro di voi, capite che a casa diciamo. E adesso prego sindaco. Sì, hai toccato tanti temi, Mirella, e anche il professore naturalmente ha parlato di quelli che sono stati gli studi che avrebbero predetto questo cambiamento climatico. È evidente che, come ha detto il professore, gli effetti di quel cambiamento climatico sono stati più veloci del prevedibile, perché ci sono state le attività antropiche che poi hanno modificato, e il cemento che si vede nel nostro territorio, anche nel nostro territorio, è sicuramente un fattore di maggiore rischio, che determina anche un calo degli effetti di quelle che possono essere attività preventive. Io sono sindaco dal 2014 e l'anno dopo essere stato eletto sindaco abbiamo deliberato subito la redazione del piano di azione per l'energia sostenibile, che poi è diventato anche energia sostenibile e clima, quindi una serie di politiche, intanto una mappatura di quelli che sono i bisogni ambientali del nostro territorio in termini di urbanistica, ma anche di consumo di energia da parte dell'ente pubblico, da parte dei privati. Sappiamo che
solo il 3% delle emissioni in atmosfera dipende dagli enti pubblici, il restante 97% sono industrie e attività antropiche, quindi residenza e attività commerciali, industriali e di trasporto e agricole. Però sappiamo anche che purtroppo quello che possiamo mettere in atto noi come comuni, come sindaci, è semplicemente la messa in sicurezza, cioè non possiamo più nemmeno in grado di fare prevenzione rispetto a quella che può essere la quantità di pioggia che cade su un territorio relativamente piccolo con una intensità mai vista prima. Possiamo solo eventualmente mitigare quelli che possono essere gli effetti. Ad esempio sono stati costruiti i bacini di laminazione, ma i bacini di laminazione sono stati costruiti nelle zone a monte delle grandi città. Abbiamo visto che questo non può più bastare, servirebbe costruirli addirittura imbrigliare, no, l'acqua, addirittura più a monte delle grandi città, più a monte dei bacini che sono già stati costruiti. I denari che vengono messi a disposizione dal governo piuttosto che dalla regione per il dissesto idrogeologico, quanto riescono ad essere efficaci per arrivare ad esempio a noi sindaci per fare investimenti nei punti in cui sappiamo, in cui i nostri uffici tecnici mappano, e dopo aver redatto tanti piani, il piano delle acque, il piano che dicevo prima, sappiamo dove sono i problemi, ma mancano i denari per fare le opere di prevenzione, per costruire, per mitigare, per imbrigliare, per alzare gli argini. E quindi è una situazione che non è facile, e noi sindaci effettivamente siamo autorità di pubblica sicurezza, siamo autorità locale sanitaria e siamo autorità di protezione civile. È sulla nostra capo la responsabilità di redarre il piano di protezione civile, di individuare le aree dove mettere in sicurezza le persone in caso di catastrofe, ma a noi sindaci non vengono date le risorse sufficienti per costruire. Attenzione, per costruire ciò che serve. Attenzione, e qui faccio anche un ragionamento sul funzionamento della finanza locale. Noi sindaci possiamo fare opere pubbliche, quindi costruire marciapiedi, costruire piste ciclabili per la mobilità lenta, che consentirebbe l'utilizzo della bicicletta, costruire ponti, costruire bacini di laminazione, migliorare gli argini di dei fossi di nostra competenza con denari che provengono in conto capitale, si dice. Le entrate in conto capitale da dove provengono? Provengono dai atti d'obbligo o dalle perequazioni che otteniamo dai privati. Ora, se i miei privati costruiscono, forniscono al comune gli oneri di costruzione e le perequazioni per finanziare le opere pubbliche. Altrimenti le entrate correnti, quindi l'addizionale comunale dell'IRPEF ad esempio, serve per pagare la corrente, il personale, i servizi sociali, eccetera. Quindi anche la finanza locale, nel momento in cui c'è una carenza di risorse per sviluppare opere infrastrutturali, quindi opere pubbliche, ho detto prima, no? Roba concreta, non servizi, ma costruzioni anche di argini, anche di piste ciclabili, quelle risorse ci arrivano o da finanziamenti pubblici che però prevedono il cofinanziamento comunale, e il cofinanziamento comunale non può che essere fatto con denari che provengono da opere dei privati. Quindi capite bene, o alienazioni di terreni, ma i comuni non hanno terreni o fabbricati da vendere all'infinito, e poi vanno anche venduti e quindi deve esserci qualcuno che li compra. Quindi è tutto un sistema di gestione della finanza pubblica e quindi anche della prevenzione di converso, di conseguenza, che va rivisto. La prevenzione di cui parla il professore, di cui parla Mirella, non è una semplice, ho fatto il progetto, ho fatto prevenzione. No, la prevenzione va attuata, va pianificata, va costruita. E sono decine di migliaia di euro per un piano e centinaia di migliaia di euro, se non milioni, per realizzare. Quindi anche il finanziamento della finanza locale in questo tipo di prospettiva, si è detto, no, il PNRR farà arrivare in Italia un mucchio di miliardi. È vero, ma messi a tappeto sul tavolo e concretizzati poi diventano pochi spiccioli. Ecco. Quindi anche l'uso della finanza locale, la prospettiva con cui viene usata, ha bisogno di essere probabilmente rivista. È vero, Sindaco, quello che dice, però è anche vero che molti sindaci si sono tenuti l'urbanistica
perché l'urbanistica vuol dire anche piani regolatori, ma l'urbanistica è una parola magica, è come l'etica. L'urbanistica, se tu la studi e la conosci, ti dice anche dove costruire, come fare e dove fare. Il problema è tutto là. Allora, se c'è il sindaco sensibile che capisce veramente la proporzione del proprio paese, del proprio territorio, cosa fare, ne andiamo fuori. Ma se, come dice lei, mi servono i soldi perché devo fare qualcos'altro, ecco, allora dov'è che riesco ad avere i soldi? Costruendo, non c'è niente da fare, perché è là. Cementificando. Allora io direi adesso di sentire il professor Tamino. Professor Tamino, perché qui si parla, ma alla fine abbiamo sentito cosa succede. Il problema è proprio questo, che forse anche i sindaci, oltre ad avere le quote rosa, dovrebbero avere le quote verde, fatte da professionisti, perché non sempre ci sono o non li hanno, dovrebbero assumerli per capire cosa fare, perché la fragilità del territorio ormai si vede in tutte. Se io ho costruito là e poi mi arriva questo nubifragio, non si chiama bomba d'acqua, mi hanno insegnato a parlare anche esattamente, perché dobbiamo cambiare anche e dire le parole giuste. Arriva questo nubifragio, se mi sommerge completamente questo resile nuovo che ho fatto, non ce n'è per nessuno, e il cittadino dove va? Se la mette sul gomito qua e deve lavorare e rifare, perché fotografa, manda carte. Ma poi si parla di nucleare. Io ho avuto degli emeriti ospiti, professor Tamino, i quali hanno detto ma non ne parliamo proprio di nucleare, è una cosa veramente che non si farà. Lei da che parte sta, professor Tamino? Ma io credo che il nucleare sia pericoloso. Come biologo non posso non ricordare anche gli studi che abbiamo fatto come biologi sugli effetti delle radiazioni, anche delle piccole dosi di radiazioni. Ma al di là di questo, il problema più grosso del nucleare è che non è in grado in tempi sufficienti di dare una risposta. Anche ammesso che si volesse ricorrere al nucleare, non prima di 10-15 anni avremo una quota inferiore al 10% di quello che ci serve di fonti che sostituiscano quelle fossili. Il problema è che già oggi invece le fonti rinnovabili sono disponibili a costi ben più bassi, ma l'altro aspetto è che non possiamo continuare a pensare di consumare energia sempre di più. Dobbiamo risparmiare l'energia attraverso l'efficienza e forme di risparmio energetico. Per esempio, il riscaldamento e il raffreddamento delle case si può fare senza bisogno di bruciare qualcosa, perché il problema dei cambiamenti climatici è dovuto essenzialmente alle combustioni. Allora noi dobbiamo sostituire fonti di energia che richiedono la combustione con fonti di energia che ci danno direttamente energia, come l'energia solare. Ora ricordiamoci che l'energia solare permette alle piante di garantire tutta l'energia che serve agli organismi viventi, e le piante utilizzano meno di 1/10 dell'energia che il sole ci manda. È come dire che anche noi a livello umano, se riuscissimo a recuperare con sistemi idonei 1/10 dell'energia che il sole ci manda, potremmo coprire tutti i nostri fabbisogni. È chiaro che non è solo questo il problema. Sappiamo che il sole, come il vento, come l'acqua, non sono continui. Dobbiamo garantire sistemi di accumulo. Accumulo che vuol dire, per esempio, impianti di accumulo dell'acqua, impianti di accumulo di energia come batterie, produzione di idrogeno come accumulo di energia. Cioè sono tutti sistemi disponibili. Però se non riduciamo i consumi attraverso risparmio, efficienza e non riusciamo a ragionare in termini diversi, non ne veniamo fuori. Questa è la prevenzione. Però giustamente i sindaci possono entro certi limiti intervenire su questo. La prevenzione la deve fare il governo centrale, la deve fare l'Unione Europea, ci dovrebbero essere accordi internazionali che poi non vengono rispettati, mentre per i sindaci il problema può essere quello degli interventi di adattamento, quindi giustamente nell'urbanistica, nella gestione del verde, perché uno dei problemi più grossi è il fatto che noi continuiamo a bruciare producendo gas ad effetto serra
ma nello stesso tempo la cementificazione e la perdita di boschi, di aree verdi, di aree forestate riduce la capacità delle piante di assorbire quell'anidride carbonica che la combustione produce e quindi si accumula. Ecco perché abbiamo già superato l'1,5% di CO2 in più gradi, scusate, 1,5, perché abbiamo superato, abbiamo raddoppiato la quantità di gas serra rispetto all'era preindustriale. Quindi arriveremo anche a superare i 2 gradi se andiamo avanti di questo passo. E per evitare tutto questo noi dobbiamo agire sia sulla prevenzione, quindi evitare le combustioni, usare forme alternative come quelle rinnovabili. Il nucleare non è in grado di darci risposte significative in tempi utili, oltre ad essere pericoloso, oltre ad avere costi enormemente maggiori e tempi di costruzione, pensiamo a quello che è successo con l'ultima centrale costruita in Francia, dell'ordine di oltre 10 anni. Quindi anche prevedendo oggi di farlo, prima del 2050 non avremo niente e a quell'epoca, se non avremo fatto nulla di significativo, i cambiamenti climatici, soprattutto nell'area del Mediterraneo, che è una delle zone più a rischio, saranno arrivati a punti tali da non ritorno. Ricordiamoci che cambiamenti climatici non sono solo le alluvioni, sono anche la siccità. Siccità e alluvioni sono 2 facce della stessa medaglia e noi nella pianura padana, nel Veneto, abbiamo assistito sia all'una sia all'altra nello stesso anno, più volte. Ecco, e questo è il problema, che per esempio l'agricoltura non può esserci agricoltura se d'estate ho siccità e in altri periodi va sott'acqua. Dobbiamo anche pensare a un'agricoltura che si adatti a questo, ma perché questo sia fatto bisogna che la gestione delle acque, la gestione del territorio, la gestione del verde, la riduzione della cementificazione senza nuove cementificazioni venga messa in atto. Più chiaro di così, questa mattina penso veramente che ho delle eccellenze dei settori e delle proprio problematiche che parliamo, sentiamo come commenta il sindaco. Sindaco, cosa dice? Più chiari di così non possono essere. Voi avete questa patata, è troppo facile, hanno passato la patata bollente a voi ma senza risorse, eppure avete la possibilità anche di far capire l'esigenza del territorio. Ecco, cosa dice? Perché Mirella, ho ascoltato con attenzione il professor Tamino. Allora, c'è un libro che si intitola L'elogio del petrolio, che dice dimmi che energia consumi e ti dirò chi sei, riferito naturalmente alle civiltà che nel tempo si sono susseguite nel governo del mondo, per così dire, no? Allora c'erano le società romane e egiziane che gestivano l'energia tramite gli schiavi, poi con le costruzioni. Poi siamo arrivati nell'era moderna e abbiamo iniziato a usare il carbone e quindi l'industria si è adeguata a quel tipo di utilizzo di energia e ora siamo arrivati a un'energia ancora, diciamo così, prevalentemente di combustibile fossile, ma si sta investendo in maniera pesante sul fotovoltaico. Il fotovoltaico è un'energia che ha relativamente impatto zero, però abbiamo visto che ci sono anche, se io guardo a Isola Vicentina, se noi coprissimo tutti il piano di azione per l'energia sostenibile del clima che abbiamo redatto, ci dice che a Isola Vicentina vengono consumati il pari l'equivalente di 80 miliardi di kilowattora l'anno. Allora, se noi coprissimo tutti quanti, 80 milioni, scusate, 80 milioni, se noi coprissimo tutti i tetti esposti a sud di fotovoltaico, saremmo autonomi e indipendenti dal punto di vista della produzione di energia elettrica. Questo ci viene detto dal piano. È chiaro che è un investimento notevole e non tutti sarebbero in grado di sostenerlo, no? E quindi neanche il comune evidentemente può sostenerlo a carico dei privati, e allora sono nate le comunità energetiche. Le comunità energetiche fanno fatica a partire, si basano sull'idea del fotovoltaico, però c'è un fotovoltaico anche che viene installato sui campi intorno ai stabilimenti industriali o lungo le strade, quelli che sono in una certa distanza, e anche quello è sicuramente un tema di agricoltura che non fa bene al territorio, perché comunque
va consumata a superficie coltivabile con la costruzione di campi fotovoltaici che potrebbero invece essere installati sui tanti tetti che ci sono. Quindi dobbiamo capire che tipo di energia ci serve per capire che società vogliamo essere. Anche perché io dico, spostando tutto sul fotovoltaico, certamente può succedere che sia sicuramente meno inquinante, ma che cosa succede? Abbiamo visto che cosa è successo in Spagna e abbiamo visto anche che cosa può succedere qui. A volte la rete, ad esempio, di distribuzione ma anche di raccolta dell'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici va in tilt, e anche l'infrastruttura quindi di distribuzione dell'energia elettrica va in difficoltà. Quindi serve adattare tutto quanto il sistema, non è solo un ragionamento, no, che guarda giustamente all'alluvione piuttosto che alle siccità, ma è proprio il sistema paese, per così dire, è l'impianto generale che, all'interno del quale ci troviamo, che ha bisogno di essere rivisto, non dico rifatto, ma adeguato, riadeguato. Quanto tempo serve? Che cosa serve? Questo è difficile dire, io non lo so dire, però è sicuramente alla portata di tutti la necessità, l'evidenza di una necessità di revisione di questo tipo di impianto. È un discorso complesso naturalmente, però serve farlo per dire che tipo di energia vogliamo, per che tipo di vita vogliamo. No, è vero, il cambiamento climatico si sta muovendo su questo. Io sono anche presidente del bacino rifiuti di 90 comuni della provincia di Vicenza ed è in atto un tema molto interessante che sta mettendo in discussione il sistema di raccolta differenziata porta a porta, ad esempio, che è un sistema di raccolta differenziata molto costoso, non solo dal punto di vista della bolletta, ma anche dal punto di vista del lavoro, perché è usurante, sali, scendi dal camioncino, il camioncino che passa e che raccoglie casa per casa, e poi i rifiuti dove vengono portati in discarica. Sempre più si parla di riciclaggio ma anche riuso, quindi prima che quel bene diventi un rifiuto, e poi ci sono anche gli inceneritori e le discariche. Sempre di più si dice che gli inceneritori, che sono fonti di energia, effettivamente sono, c'è in atto una diatriba sul tema di un inceneritore qui del nostro bacino, che sicuramente richiama temi legati all'ambiente e alla salute dei cittadini. Però ci sono attività antropiche diverse dall'incenerimento dei rifiuti che sono molto più inquinanti e che non vengono analizzate con la stessa come dire, attenzione, con la stessa perizia. Quindi dobbiamo cercare di capire veramente, oltre ai richiami che ci vengono fatti, che ci sono stati fatti da più di oltre 10 anni a questa parte sul cambiamento climatico, quello che sta succedendo, che tipo di società vogliamo vivere. Perché io ho una età relativamente giovane e mia figlia ne ha molti anni meno di me. Che tipo di società, di mondo abbiamo ricevuto in eredità e che tipo di società e mondo vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli e a chi verrà dopo di noi. Quindi credo che non sia un ragionamento semplice, ma è un ragionamento che deve veramente toccare tutti quanti le espressioni del nostro vivere civile, del nostro affrontare la società, del nostro atteggiamento verso quello che è il comportamento sociale. Sindaco Gonzo, è vero quello che lei ha detto, però io vi ricordo che forse, siccome abbiamo parlato di comunità energetica, qui a Treviso abbiamo avuto anche una diocesi che ha cercato di fare una comunità energetica. Sa qual è il problema, Sindaco, che io vedo e sento? Che pochissimi sindaci, pochissimi addetti ai lavori fanno degli incontri con i cittadini per spiegare queste cose. Cioè, se io non invito in trasmissione i vari sindaci, i vari professionisti, non è che il cittadino sia invitato a partecipare per capire cosa vuol dire anche fare comunità energetica, e bisogna spiegarlo, Sindaco. Allora è sempre una questione di sensibilità. Io non devo essere fortunata di avere quel sindaco, quel professore, perché io devo avere quello che mi aspetta di diritto, conoscere, capire. Ma se nessuno mi invita e mi spiega, è come la questione della fusione e dell'unione dei comuni. Quanti cittadini hanno spiegato cosa si doveva andare a votare, il perché e l'importanza di questo voto? Pochissimi.
perché abbiamo i campanili, sindaco, inutile che ce la giriamo. Però vorrei sentire il professor Tamino dopo questo intervento che ha fatto il sindaco di Isola Vicentino, molto importante, perché si è parlato anche di inceneritori, ecco, si è parlato di tante cose, si è parlato di fotovoltaico sul terreno, ma perché non si parla di obbligare e metterlo solo in certi capannoni, in certe zone dove possiamo metterli? Perché se la legge, come sempre, no, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi mettere i pannelli fotovoltaici dove vuoi, capisce bene che non andiamo da nessuna parte. No, io ti devo obbligare a metterli dove si possono mettere, e mi sembra che ne abbiamo abbastanza in giro, ecco, casolari, capannoni, di tutto e di più dove intervenire, o sbaglio, professor Tamino? No, è più che sufficiente, basta pensare a tutti i capannoni, d'accordo, ma non solo, pensiamo a tutti gli impianti di distribuzione di carburanti, di tutte le stazioni di servizio, anche lungo le autostrade, per esempio, l'hanno fatto sulla Brennero-Modena, lungo la parte più favorevole si possono mettere pannelli solari che servono anche come insonorizzazione e riparo dei territori dall'inquinamento dell'autostrada. Se noi usassimo quelle parti delle autostrade e tutti gli impianti di stazioni di servizio che ci sono nelle autostrade, ma anche fuori dell'autostrada, tutti i capannoni, non abbiamo nessun bisogno di mettere i pannelli solari sui campi agricoli. A livello agricolo abbiamo dei casolari, casomai abbiamo delle strutture, abbiamo i tetti, cioè è più che sufficiente, ma soprattutto dobbiamo accumulare quell'energia, perché se noi abbiamo energia solare di giorno, di notte cosa facciamo? E se il sole non c'è, cosa facciamo? Bisogna che ci sia un impegno perché i 3 sistemi di accumulo, cioè pompaggio dell'acqua, perché produzione di idrogeno da accumulare, perché batterie che accumulano energie, questi 3 sistemi siano in grado di garantire un intervento quando eventualmente il problema di carenza si realizza. In Spagna il problema è stato la mancanza di un adeguamento della struttura della rete elettrica alla situazione di aumento significativo di fonti rinnovabili. Noi non possiamo non avere questa interconnessione, ma soprattutto se non c'è accumulo non si può avere come fenomeno di intervento, qualora le rinnovabili si blocchino, di sistemi che hanno tempi lunghi per entrare in funzione. Tutti questi aspetti sono tecnici, ben risolvibili, ma il problema di fondo è che dobbiamo prevedere che ci sia un sistema in grado di darci l'energia che ci serve senza aumentare il rischio dei cambiamenti climatici. Per quanto riguarda gli inceneritori, lì il problema è che il miglior modo per recuperare energia è recuperare la materia, ce lo insegna anche l'Unione Europea. Riciclo, recupero dei materiali è fondamentale, perché se noi bruciamo la materia recuperiamo nella migliore delle ipotesi il 20% dell'energia della materia, ma se noi recuperiamo la materia in quanto tale recuperiamo dal 60 all'80-90%, perché consumeremo un po' di energia per i trasporti, per le lavorazioni, per la pulizia, ma recuperiamo da 2 a 3 volte l'energia che si recupera bruciando la materia. Quindi è una questione strategica, non i costi vanno valutati, non il costo di quanto mi costa gestire i rifiuti, ma quanto mi costa gestire male i rifiuti, perché le conseguenze le pagano i cittadini, perché le conseguenze le paghiamo tutti. Non è responsabilità chiaramente dei sindaci, i sindaci devono essere messi in condizione di ragionare con soldi adeguati da questo punto di vista, ma ci deve essere una programmazione, perché se io continuo a ragionare che la cosa migliore è bruciare, vuol dire che non ho nessuna conoscenza delle interconnessioni dei problemi. Ora, parlare di interconnessione vuol dire renderci conto che se io agisco da una parte e non tengo presente le altre, avrò dei danni. Per esempio, pensiamo alla salute, i costi sanitari sono enormi e se noi vogliamo ridurre i costi sanitari dobbiamo prevenire le malattie, prevenire l'inquinamento. Per fare questo bisogna avere una visione d'insieme. A livello mondiale si parla di One Health,
cioè una sola salute, perché la salute dell'ambiente, la salute degli animali, la salute degli uomini è interconnessa. In altre parole, non possiamo vivere in un ambiente malato e pensare di poter essere sani. La sanità dell'umanità deriva e dipende dalla salute di tutto l'ambiente. Ora, questo lo diceva anche nell'enciclica Laudato Si il Papa Francesco, in questo momento che io spero che qualcuno che seguirà queste orme, si renda conto di quello e dell'importanza di quello che diceva nell'enciclica Papa Francesco. Cioè tutto si interconnette, tutto è connesso. Bisogna vedere i collegamenti, non possiamo risolvere un problema alla volta ignorando le connessioni che ci sono. Quindi parlare di salute, parlare di inquinamento, parlare di cambiamenti climatici, di energia, o lo vediamo nel suo insieme, oppure pensiamo di risparmiare da una parte e avremo enormi incrementi di costi dall'altra. Più chiaro di così, vediamo anche queste slide che ci ha mandato e soprattutto vediamo anche cosa succede in questa terribile storia che non riusciamo a conoscere, cosa ha detto anche appunto di nucleare. Andiamo a sentire cosa ha detto l'onorevole Speranzon a Venezia, proprio in quadro di nucleare, per capire anche la politica. Andiamo a sentire. Il tema del nucleare è un tema che deve essere affrontato con grande pragmatismo. Il nostro territorio valuteremo, chiaramente in questo momento il nostro obiettivo è cercare semmai su Marghera di avviare una trasformazione. Così il senatore veneziano e vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon apre sulla possibile partita del nucleare anche a Marghera, sebbene specifica prioritaria su tutte la bonifica delle aree già altamente inquinate. Innanzitutto di bonificare quelle aree che sono altamente inquinate e il cui inquinamento rischia anche di percolare all'interno della laguna con dei danni ambientali importantissimi, e quindi qualsiasi tipo di investimento su Marghera deve presupporre innanzitutto una bonifica di aree altamente inquinate, quindi questa è la nostra preoccupazione principale in questo momento. Le sue parole dopo l'ok da Roma con l'approvazione nelle scorse ore del disegno di legge che delega l'esecutivo a regolamentare il nucleare sostenibile. Il nostro obiettivo è quello della fusione nucleare, quindi che ci mette in condizione di avere un'energia assolutamente sicura, però i tempi per la realizzazione di questi impianti con la tecnologia di cui disponiamo oggi ci parlano di almeno 20-25 anni. Speranzon, che già nei giorni scorsi era tornato ad esprimersi riguardo a una possibile sua candidatura a sindaco di Venezia, oggi cautamente si smarca. Guardi, è tutta fantapolitica. Ma poi ci ripensa. Per quanto riguarda il candidato sindaco di Venezia, chiaramente c'è un po' più di tempo perché le elezioni saranno nel 2026 e quindi insomma diciamo che sicuramente entro l'autunno del 2025 sapremo anche il nome del candidato sindaco del centrodestra a Venezia. E rilancia. Prima la partita per il presidente del Veneto ancora aperta e da cui, aggiungiamo noi, stando ai rumors, si saprà certamente qualcosa di più al termine del congresso regionale della Lega Veneta. Quale sarà la figura che arriverà dopo Zaia, se spetterà Fratelli d'Italia alla Lega, cioè, queste sono tutte domande alle quali finalmente tra qualche settimana avremo risposte. Io aggiungerei che forse se parlassimo di più di competenze e meritocrazia, ecco, dove verranno ricoperte queste poltrone molto importanti, forse tutti noi saremmo contenti, perché di quello che ha bisogno è di quello che ha spiegato il professor Tamino. Professor Tamino, è questo che è importante, perché vuol dire una certa sensibilità, ecco, una certa preparazione ai problemi veramente che sono sul tappeto e sono problemi che hanno bisogno di tanta competenza. Prego. Sì, certo, e il problema della competenza è anche rendersi conto dei tempi stretti che abbiamo per trovare delle soluzioni, e sicuramente pensare di risolvere il problema, come sentivo dall'onorevole Speranzon, attraverso la fusione è pura illusione, perché in questo momento non abbiamo nessuna certezza che la fusione in qualunque tempo futuro ci darà una risposta, perché i problemi tecnici da risolvere sono ancora tutti lì da risolvere, ma anche si riuscisse a ottenere la soluzione dei problemi,
parlare di prima di 30-40 anni è quasi impossibile, ma nessuno ha la sfera di cristallo. Noi non possiamo aspettare 30-40 anni per risolvere i problemi dell'ambiente e dell'energia. Ecco perché occorre persone preparate in grado di fornire quegli strumenti per fare una programmazione sia in termini di prevenzione sia in termini di adattamento alla nuova situazione che purtroppo i cambiamenti climatici in atto stanno già provocando. Professor Tamino, io sono molto fiduciosa nei giovani. Ho degli studenti che vengono spesso anche in trasmissione, anche a Media Nord-Est, i quali hanno le idee molto chiare, perché a loro sta molto a cuore il loro futuro. Ecco, parlano molto di green, parlano molto di differenziata, sanno cosa vuol dire, la sanno fare anche molto bene, anche mangiano sano molti di loro, perché sanno l'importanza di questo. Ecco, io ho fiducia in loro. Cosa ne dice, professore? Ma anch'io ho fiducia nei giovani, perché se non avessi fiducia nei giovani non starei neanche qui a parlare, non mi occuperei di questi problemi. Alla mia età non si può ragionare per quello che succederà a me da qui alla mia fine. Devo ragionare per quello che succederà per mia nipote che ha 13 anni, per esempio. Devo sperare che i giovani raccolgano questa sfida e la sappiano vincere. E le condizioni ci sono, perché io vedo grande interesse nei giovani. Io ho insegnato fino a 7-8 anni fa e i giovani che avevo erano tutti molto molto interessati. Ancora adesso in l'incontro, perché facciamo dei seminari eccetera in cui mi chiamano, e devo dire che io vedo un interesse, una capacità di valutare il futuro molto interessante. E ricordiamoci che, ripeto anche quello che ho detto prima, cioè mi riferisco alla enciclica Laudato Si, noi dobbiamo avere la responsabilità di garantire ai nostri figli e ai nostri nipoti un pianeta ancora vivibile. Quanto ci manca questo Papa Francesco, quanto ha seminato questo Papa. Io spero veramente che ci sia questa fumata bianca e che ci sia un altro Papa che prosegue, che raccolga quello che ha seminato. Ecco, io penso che veramente vedere tutti questi fedeli, avete visto ieri quanti giornalisti stranieri si sono accreditati per partecipare a questa fumata, vuol dire che la semina è stata fatta. Il problema è il punto di domanda: dove la raccoglieremo e con chi la raccoglieremo? Sindaco, ha sentito cosa ha detto il professor Tamino? Io penso a mia nipote, ecco, lei penserà ai suoi figli, spero, ai suoi nipoti futuri, ecco, la sensibilità, però, che devo dire la verità, sindaco, la vedo nei sindaci giovani, ecco, la vedo nelle sindache, ecco, queste donne che sanno, ecco, avete un'altra sensibilità, vi sta a cuore questo, ma dovete anche delle volte ascoltare di più quelli che sanno, farli partecipare, invitarli, metterli al corrente di quello che è la situazione del vostro territorio, anche con queste figure. Cosa ne pensa, sindaco? Penso che, guardi, io ho iniziato appunto quando avevo 32 anni a fare il sindaco, ma era già da 5 anni che ero in opposizione, quindi penso di aver iniziato relativamente giovane. E tutte le giunte che ho composto nei miei 3 mandati, sono il terzo mandato, hanno sempre avuto un divario, diciamo così, di età rispetto a me sempre più ampio. E ora i miei assessori hanno tutti 20, 25, 27 anni. E anche i consiglieri, quindi il coinvolgimento dei giovani in politica è estremamente importante e loro, i nostri giovani, non devono vedere la politica come qualcosa di distante, staccato, sporco, perché, come diceva qualcuno, se tu non ti interessi di politica, comunque la politica si interesserà di te. E quindi è partecipando e portando le proprie idee all'interno di quei consessi dove vengono prese le decisioni che si può far valere il proprio punto di vista e anche quello che può essere il progetto da portare avanti per il futuro e per la strategia di un territorio. Io credo che ci siano tanti giovani che fanno molto meno rumore, tanti giovani sani che fanno molto meno rumore, sono quella foresta di alberi che fanno molto meno rumore di quegli alberi che cadono. E quindi credo che quello che si legge sulle cronache dei giornali ci deve preoccupare perché sono giovani anche quelli, ma
ci sia un mondo di giovani interessati che hanno a cuore il loro futuro, ma anche non il loro futuro del futuro, ma anche il loro presente, e si preoccupano del loro presente cercando di curarlo, di fare in modo di correggere quelle che possono essere anche scelte sbagliate del passato, perché no, bisogna anche riconoscere che qualcosa è stato sbagliato sicuramente. Quindi credo che coinvolgere i giovani sia fondamentale, li dobbiamo coinvolgere però nel modo in cui vogliono farsi coinvolgere loro, nel senso che l'approccio deve essere a loro portata, deve essere un mondo di una scelta politica per i giovani fatta dai giovani, perché tante volte anche noi amministratori, per quanto cerchiamo di coinvolgere i giovani, cerchiamo sempre di, a volte, magari ho visto io all'inizio con chi magari voleva darmi una mano, darmi qualche consiglio, si rischia di inculcare dei metodi che magari erano adatti qualche anno fa e erano tattiche o liturgie politiche di qualche anno fa. Si è arrivati a un tempo in cui anche l'approccio verso la politica è cambiato, ci sono delle norme naturalmente da rispettare, c'è una burocrazia che va rispettata, che prevede determinate modalità e determinati modi di affrontare le scelte, perché comunque quando si arriva in giunta, una delibera di giunta deve rispettare una serie di normative, una serie di prerogative. Però credo che sia importante fare in modo di dare voce ai giovani, farli sentire partecipi e farli partecipare e chiedere loro di essere attenti al loro presente e al loro futuro, perché non ci sono alternative, non ci sono alternative. Non ce ne sono proprio. Io ringrazio e saluto Francesco Enrico Gonzo, sindaco di Isola Vicentina, di essere stato con noi. Continui così, sindaco, ascolti i giovani, ascolti queste persone competenti che abbiamo la fortuna di avere nel territorio, che forse vi aiuteranno ad avere la barra giusta per un futuro migliore di tutte le nostre comunità. Grazie sindaco, sentiamo come ci saluta il professor Gianni Tamino, biologo e docente di biologia. Già professore, prego professor Tamino. Il saluto è un augurio che effettivamente i giovani prendano in mano la situazione, e anch'io ho molta speranza soprattutto nelle giovani, perché bisogna avere anche una visione diversa, una visione innovativa, e le giovani donne forse possono essere quel valore aggiunto che ci potrebbe dare delle soluzioni. Sono molto più attente forse a quel concetto di difesa della comunità, di difesa del territorio, del sentirsi in qualche modo protagoniste di un futuro per tutte le generazioni successive. Io credo che bisogna avere fiducia nei giovani, ma bisogna anche aiutarli per esempio con strumenti, aiuti anche di momenti di incontro, momenti di riflessione. Bisogna che la scuola favorisca lo spirito critico dei giovani, non il nozionismo. Se questo si verificherà, io sono fiducioso. Ripeto quello che ho detto prima, bisogna avere fiducia, perché bisogna trovare delle soluzioni di fronte a situazioni che stanno diventando drammatiche. Professor Tamino, io la invito tutti i giorni per quello che ha detto per quanto riguarda la figura femminile. Io proprio ieri leggevo sui giornali, professore, di queste donne, giovanissime donne, che sono a capo di settori importanti delle banche, che parlano proprio di economia. Guardate veramente nelle sale operatorie, ecco, molte figure femminili, detto proprio dai primari che dicono sono bravissime, sono veramente organizzate e brave. Perciò professor Tamino, io la ringrazio per le parole che ha detto, perché il futuro sarà anche donna, e questo è vero, è merito a queste figure che stanno lottando per avere gli stessi diritti dell'uomo, perché ancora non ci siamo, anche come stipendi. Grazie veramente anche a lei professor Tamino, buon lavoro. Pubblicità.
ospiti graditissimi, abbiamo il professor Maurizio Malo, professore di diritto pubblico costituzionale, grazie professore, e abbiamo anche una persona molto cara, veramente, che parliamo dell'associazione Renzo e Pia Fiorotto, lotta contro i tumori, presidente Danilo Riedi, eccolo qua, grazie presidente di essere qui con noi. Allora io inizierei proprio dal professor Malo. Diritto pubblico costituzionale. Mi dicono che è arrivato anche il professor Andrea Mario, un professore ordinario di idraulica. Come non mai, buongiorno professore, questa mattina molto utile, solo che c'è questa fumata bianca che abbiamo, ecco, sopra di noi, che se succede dobbiamo sospendere tutto, perché veramente è una cosa incredibile quella che stiamo assistendo. Speriamo che questa semina questa mattina raccogliamo di Papa Francesco, questo Papa meraviglioso, Mirella lo diceva sempre. Buongiorno Mirella, grazie dell'invito. Buongiorno professor Malo. Allora professore, veramente inizio proprio da lei, professor Malo. Cosa vuol dire diritto pubblico costituzionale? Perché sa, noi siamo curiosi, e anche a casa i novantenni, gli ottantenni che frequentano anche le università e sempre di più ultimamente, ecco, devono capire. Prego professor Malo. È una disciplina giuridica, evidentemente, che viene insegnata non soltanto a giurisprudenza. Giurisprudenza è il corso di laurea che prepara i giuristi che poi diventeranno principalmente avvocati o magistrati. Il diritto costituzionale, il diritto pubblico viene insegnato anche a scienze politiche e presso altri corsi di laurea. Diciamo che consiste nella conoscenza delle istituzioni fondamentali non solo del paese Italia, ma ormai in un contesto più ampio a livello europeo e anche a livello internazionale generale. C'è un diritto pubblico interno e c'è un diritto pubblico internazionale, e ormai le due cose sono strettamente intrecciate. Il nostro compito di docenti del diritto costituzionale è di fornire appunto queste nozioni di base, che poi man mano diventano anche delle nozioni più specifiche, analitiche, e dovrebbero consentire di conoscere bene il sistema istituzionale, viverlo come professionisti, viverlo come cittadini. Allora, professor Malo, i giovani che lei incontra, che giovani sono? Perché prima si parlava anche con altri ospiti dove anche loro dicevano sono giovani curiosi, sono giovani che vogliono essere intrigati, ecco, vogliono capire, sapere, sono molto attenti a quello che succede. Lei che giovani incontra, professor Malo? Io incontro giovani che intendono entrare proprio nel sistema istituzionale, perché io insegno diritto pubblico costituzionale a scienze politiche nell'Università di Padova, e questa è una scuola per pubblici dipendenti, per professionisti delle istituzioni, e quindi dei ragazzi molto volenterosi al fine di entrare nel sistema istituzionale. La curiosità c'è, la preparazione c'è pure. Diciamo che poi gli spazi per inserirsi in modo adeguato nel mondo del lavoro non sono molti. Poi dopo l'università ci sono concorsi con migliaia di candidati, ci sono delle situazioni assai difficili, c'è molta sofferenza. Mancano ancora probabilmente dei rapporti migliori tra università e sistema istituzionale al fine di condurre all'interno del sistema pubblico almeno i migliori, insomma. Ecco. Molto chiaro, grazie professor Malo. Io dal presidente Riedi abbiamo parlato di giovani. Io l'altro giorno avevo un'associazione AIL, Associazione Italiana Leucemie, la quale questa donna che rappresentava, questa socia, diceva: io domenica ho visto molti giovani se si sono avvicinati a questo mondo
meraviglioso che è il mondo della donazione, del volontariato, ed era molto contenta. Forse, Riedi, dobbiamo coinvolgerli di più, non più o non solo andando nelle scuole, ma portarli a vivere e toccare con mano quello che è il mondo dell'associazionismo, del volontariato, perché loro vogliono essere intrigati, la lezioncina va bene, ma poi oltre quello dovremmo farli toccare con mano, e questo lo noto dove vengono coinvolti, ad esempio nella Croce Rossa. La Croce Rossa ha molti giovani, perché? Perché li intrigano da subito e loro si avvicinano. Prego, Riedi, da voi questa associazione importantissima, ecco, un'associazione che molti di voi conosceranno, questi due coniugi, Maria Pia Fiorot, questa Fiorot che si sente, mamma mia. Prego, Riedi. La nostra associazione è nata 40 anni fa, sì. È nata da una disgrazia perché è morto un ragazzo di 19 anni. Il padre e un medico hanno deciso che le somme raccolte, invece di inviarle in altre parti, volevano provare a gestirle in territorio. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 40 anni dall'inizio di questa e abbiamo cominciato piano piano riunioni in casa di Fiorot, poi ci siamo allargati. Molto allargati. Molto allargati, sì, adesso siamo una cosa importante. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 40 anni in maniera, direi, pomposa, perché abbiamo fatto tante manifestazioni culturali, convegni, abbiamo fatto delle cose molto belle con i giovani, con la scuola. Lei dice la scuola, ma noi abbiamo cominciato nell'84 con la scuola e abbiamo avuto dei risultati molto buoni, perché coinvolgiamo i ragazzi, ma in automatico si coinvolgono le famiglie e i genitori. E nell'esempio, l'anno scorso abbiamo organizzato assieme alle scuole di primo livello della zona del Piave, di Pieve di Sorio, Farra, Tazzo, abbiamo organizzato con le scuole di indirizzo musicale una serata di musica con i ragazzi, ma si parlava di solitudine. I ragazzi sono stati coinvolti in testi scritti sia che grafici, con risultati al di là delle nostre aspettative. È un'avventura che quest'anno rinnoviamo parlando di amicizia, di non solito. Coinvolgiamo i ragazzi così, noi ogni anno teniamo un corso per preparare i volontari che vengono da noi, perché i volontari che vengono da noi sono anche degli accompagnatori di queste persone. E non è una cosa facile psicologicamente, e sono gente molto brava. Quest'anno abbiamo avuto un corso con 55 persone e moltissimi giovani. È gente preparata, volonterosa, che sa cosa va incontro, tanto per dire, quando i nostri volontari vanno ad accompagnare un bisognoso di cure presso gli ospedali, non so, di Padova, di Aviano, di Treviso, si mettono in attesa del termine della cura, che alle volte si protrae delle ore. Questa gente rimane lì. I corsi che noi teniamo sono molto importanti perché ci sono psicologi, medici. Questa gente viene preparata quando accompagna ad ascoltare le persone e cercare di essere un po' di sostegno se lo chiedono. Molto chiaro. Allora, professor Mario, io prima ho avuto degli eminenti ospiti come voi, ho avuto il professor Palù, il professor Rossetto, il professor Tamino, e abbiamo parlato molto di giovani. Ecco, adesso abbiamo un altro emerito professore, veramente il professor Malo, ma quello che io vorrei capire, non è un diritto, forse il professor Mario insegna diritto pubblico e costituzionale, non è un diritto pubblico e costituzionale essere in sicurezza, avere il proprio paese in sicurezza? Perché mi sembra che i segnali che arrivano, si è parlato di nucleare,
dove il professor Tamino ha detto ma è utopia, se ne riparlerà fra 50 anni, ma non siamo neppure pronti per parlarne, non si può. Eppure la politica non ascolta. Ecco, abbiamo persone competenti che sanno quello che dicono, gli esempi li abbiamo tutte le mattine qui a Sveglia Veneti di persone concrete, lei fa parte di questi, i segnali li avete dati, ma mi sembra che non siate molto ascoltati. Abbiamo parlato prima di urbanistica con il sindaco, ho capito le opere pubbliche, i soldi che servono, però non puoi cementificare il territorio perché hai bisogno di quei soldi perché non te li dà nessun altro, sono solo i privati che te li possono dare. Prego, professor Mario. Grazie. Il suo invito arriva a pochi giorni da un momento importante, un momento topico per la nostra regione, perché è attesa il responso di quella che un po' con un gioco definirei un oracolo, la nostra Pizia, l'oracolo di Delfi o la Sibilla Cumana, cioè il commissario incaricato dalla regione che deve dirci che cosa dovremmo fare sul Piave per difenderlo dalle piene, un problema annoso che si trascina da 60 anni e che vede schierati da parti opposte con grandissima discussione che riguarda proprio soprattutto il dialogo intergenerazionale, perché su questo tema la distanza tra giovani e anziani diventa sempre più ampia quando si parli di ambiente e di rapporto con l'ambiente. Sarà un momento importante. Devo dire che che aspetto anch'io con trepidazione e con qualche preoccupazione, perché in qualche modo la critica che viene da molti e anche da me è che si sia persa un'occasione per fare politica e quando si nomina un commissario in qualche modo si toglie spazio poi alla discussione più ampia su temi che sono estremamente importanti. Ma su questo mi auguro di poter tornare tra qualche giorno quando avremo altri elementi. So del suo interesse sulla materia e dell'importanza che questa riveste per lei. Mi auguro che anche i suoi colleghi di altri programmi possano far entrare questa discussione sull'ambiente, in particolare sulla difesa del rapporto del cittadino con l'acqua, sempre di più nei temi trattati anche nelle altre trasmissioni a diversi orari del giorno, eccetera. Detto questo, che ci porta un po' fuori, parlando di giovani, in effetti il dialogo intergenerazionale è uno degli aspetti importanti che noi dobbiamo sempre affrontare, in cui siamo in prima linea come docenti universitari. Riguardo al tema della sicurezza che dice lei ha perfettamente ragione, la politica e le istituzioni devono garantire la sicurezza. Devo dire che riguardo alla difesa però, nella materia idraulica che rappresento, di cui mi occupo, stiamo vivendo un momento particolare, siamo di fronte ad evidenti cambiamenti del rapporto col clima, delle forzanti che ci mettono in pericolo, e questo è evidente, e anche una certa confusione tra quello che deve essere il rapporto della cittadinanza, da un lato con la mitigazione, cioè col tentativo di fermare questi cambiamenti, che è un processo però talmente a lungo termine, di natura planetaria, che deve riguardare le grandi strutture di organizzazione sovranazionale, e che tende a essere confuso invece con quel percorso di adattamento che è la risposta immediata a diverse scale anche locali che partono dalla residenza individuale di ciascuno di noi e passano per il comune, per la provincia, per zone sempre più grandi, la dimensione del bacino idrografico, sulle quali spetta alla politica e spetta con urgenza trovare delle risposte. Ecco, molta attenzione bisogna fare a non confondere il tema della mitigazione a lungo termine al tema dell'adattamento urgente immediato, che ci pone questioni straordinarie e anche costi prevedibilmente nel prossimo futuro straordinariamente impattanti per le nostre vite. Molto chiaro, grazie professor Mario. Adesso passo invece a un altro professore, abbiamo il professor Mallo. Allora, la Costituzione, io veramente sono molto perplessa perché abbiamo una delle più belle Costituzioni, la più bella Costituzione che è molto chiara e dice quello che ha diritto, quello che serve. Eppure non viene applicata, non viene ascoltata. Anche le leggi è la stessa cosa, ci sono le leggi ma non vengono applicate oppure a discrezione e questo crea molta confusione. Io giorni fa, professore, ho avuto una donna che ha tentato 2 volte il suicidio e ha detto nella carta ho 9 persone che mi seguono.
dovrebbero darmi di tutto e di più. Sono mesi e mesi che non sento nessuno e non riesco neppure a mettermi in contatto perché tutti passano il cerino, e allora non dateci niente e ci arrangiamo da soli, che forse è meglio. Oppure queste leggi che non vengono applicate o vengono, come ripeto, applicate in maniera molto confusa, in maniera discrezionale, e questo a casa non viene accettato. Le persone dicono: ma allora perché abbiamo queste cose ma non le mettono in atto? E allora cosa si fa? Cosa si deve conoscere? Cosa si deve capire? Professor Malo. Rimane una forte distanza tra norma e prassi. Rimane una forte distanza tra norma costituzionale, principi costituzionali e situazione reale. La Costituzione è indubbiamente molto acuta, se consideriamo in particolare quando venne elaborata e realizzata nel 1946-47, con dei principi relativi anche alla tutela ambientale, tra l'altro, ancorché non espliciti, poi sono stati esplicitati di recente nel 2022. Se la Costituzione è malamente applicata, dipende dalle rappresentanze politiche, evidentemente. La legislazione attuativa della Costituzione in parte c'è, non c'è, diciamo, in tutte le materie in modo adeguato. La Costituzione è anche chiara nel delineare i percorsi di indirizzo politico. Non è una Costituzione, la nostra, di tipo liberista, non è una Costituzione per tutte le stagioni politiche. È una Costituzione che desidera un forte intervento pubblico nel campo sociale. Il sistema dei servizi sociali, visto che lei ora parlava di assistenza, dovrebbe essere un sistema pubblico avanzato. Invece direi che tutto questo è stato trascurato, specialmente negli ultimi anni, o vorrei dire negli ultimi lustri. Ecco, possiamo andare anche abbastanza indietro. L'indirizzo è un indirizzo nella prassi che contraddice i valori, i principi costituzionali. Non ne parliamo poi per altri profili, anche il profilo del lavoro. L'articolo 36 della Costituzione è sostanzialmente dimenticato. L'articolo 36 della Costituzione parla di una retribuzione che sia adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque che sia sufficiente per condurre una vita dignitosa. Ecco, tutto questo in qualche modo noi l'abbiamo parcheggiato altrove, l'abbiamo dimenticato. C'è chi addirittura ci dice che i principi costituzionali italiani in materia economica sarebbero superati da una prospettiva di principi diversi a livello comunitario europeo, ma in realtà chi parla così non sa o non intende ricordare che i principi costituzionali italiani fondamentali sono anche più forti rispetto ai principi eventualmente internazionali europei, e i nostri principi conducono in primo piano appunto la tutela del lavoro, la tutela della salute, la tutela delle persone deboli. Non c'è come primo principio costituzionale la concorrenza, non c'è come primo principio costituzionale una libertà assoluta di impresa che incide negativamente eventualmente sul territorio. Si parlava un attimo fa, il collega parlava di ambiente, territorio, difesa del suolo. Ecco, questi sono aspetti che la nostra Costituzione pone in senso prioritario. Non si può parlare di bilanciamento di interessi. Prima vengono questi aspetti, poi vengono altri aspetti che indubbiamente debbono trovare una loro larga espansione, però non dimenticando appunto che ci sono interessi e valori fondamentali da tutelare. E l'articolo 41 della Costituzione in questo senso è piuttosto chiaro.
Professor Malo, ma anche la parola inclusività dovrebbe essere un diritto pubblico. Questa parola, come diceva questa mattina il professor Rossetto, che appunto oltre a essere professore di economia agraria a questa università inclusiva non viene rispettata. Noi abbiamo queste persone che lavorano, che non sono pagate come dovrebbero essere pagate, ma soprattutto lavorano fuori delle aziende. Non abbiamo numeri, lo dicono i sindacati, per dare lavoro a queste persone, eppure è previsto dalla legge, è previsto dalla Costituzione l'inclusività. Come mai non si fa? Dobbiamo fare un cambiamento culturale perché ancora non ci siamo. Ecco, si guarda di più il business perché queste persone sono veramente emarginate, poche riescono a vivere una quotidianità e come diceva il professor Rossetto questa mattina con dei sacrifici e dei grandi problemi. Prego, professor Malo. Sì, questo fa parte del tema del lavoro. Il lavoro riguarda i cittadini e riguarda anche gli extracomunitari, riguarda tutti. Il lavoro mal pagato, il lavoro difficile, il lavoro nero è abbastanza diffuso. Poi l'inclusione di diciamo stranieri extracomunitari è evidentemente anche questo un principio costituzionale, è un principio costituzionale che evidentemente va considerato in relazione appunto ad un sistema pubblico di ingresso degli extracomunitari nel paese che dovrebbe essere molto più efficiente. Ovviamente dovrebbe essere molto anche solidale e invece funziona in modo abbastanza scialbo, insomma abbastanza scadente, vorrei dire ancora. Qui si parla di sussidiarietà anche in senso orizzontale volta a condurre nel sistema pubblico l'associazionismo privato. Ecco, qui si è abbandonata, vorrei dire, l'idea di condurre in modo forte e deciso tutta la rete dell'associazionismo cattolico cristiano che potrebbe aiutare molto il pubblico nel condurre in modo solidale ed efficiente i servizi di inclusione. Ecco. Danilo Riedi, questo presidente di questa associazione che ripeto molto importante, Renzo e Maria Pia Fiorot, ha parlato di solitudine, ha parlato di amicizia. E come possiamo fare? Dobbiamo unire le forze, giovani ne abbiamo pochi sfortunatamente, abbiamo molti diversamente giovani che hanno bisogno di assistenza, di cure. E come fare? Bisogna forse capire che dobbiamo anche inserire queste persone diversamente agili come chiamo io, perché adoperano strumenti diversi per muoversi, per lavorare, ma sono efficientissime. Ecco, forse dobbiamo anche noi capire che abbiamo anche queste persone e dare loro la dignità del lavoro. Lei cosa ne pensa, Presidente Riedi? Abbiamo 6 psicologhe al nostro interno, abbiamo un gruppo molto rilevante. Abbiamo una coordinatrice molto brava, sono tutte molto brave, sono tutte volontarie, quindi non prendono niente. Con i giovani è partito in questo mese scorso in collaborazione con il comune di San Fior, coinvolgendo altri 10 comuni, proprio per parlare di giovani. Ed è una cosa che sta andando molto bene perché è sentita non solo dagli educatori, ma anche dalle famiglie, da chi dovrebbe avere questo sostegno. Noi in questo campo stiamo lavorando molto. Avevamo perso un po' i contatti, adesso li stiamo riprendendo, perché includere i giovani nel nostro campo non è una cosa facile, perché le persone che hanno bisogno, chiamiamolo, di sostegno, sono persone che hanno subito interventi importanti, vite faticose. Non è che possiamo mettere i giovani con poca esperienza
dobbiamo mettere persone preparate in base al corso. I nostri volontari che frequentano questo corso, prima di essere destinati all'accompagnamento, fanno un altro esame per vedere se sono preparati o meno, perché anche se hanno fatto il corso e l'esame della nostra psicologa decide che non sono pronti, non vengono inseriti, vengono utilizzati per altri servizi, ma non per quelli dell'accompagnamento. Quindi i giovani da noi vengono impiegati, ma non in maniera massiccia come in altre. Però io, Presidente, parlavo dei diversamente agili. Queste persone, queste figure che possono fare l'accompagnamento, anzi molti di loro sono anche laureati, preparati, ma non vengono inserite. Come mai, Presidente? No, non vengono inserite, noi i nostri li inseriamo dopo aver partecipato a questo corso. Noi i corsi li pubblicizziamo molto, ci appoggiamo ai comuni, facciamo la pubblicità in giornali e le adesioni che riceviamo, noi non guardiamo se uno è diversamente abile, no? Da noi partecipano tutti quelli che possono e che vogliono partecipare. Infatti io l'ho invitato in questa trasmissione per vedere se qualcuno a casa sente, siccome io ne ho parecchi che guardano la mia trasmissione, una trasmissione molto molto seguita, perciò io spero che invitando anche queste associazioni riesco veramente a centrare l'obiettivo, che è quello di trovare lavoro a queste persone che io invito e che mi dicono: Mirella, non mi chiama nessuno, tanti complimenti, portare curriculum dappertutto, però alla fine poi non ci chiamano più, e perciò io penso che anche questo è un mio dovere, cercare di trovare lavoro e dare dignità a queste persone, perché veramente non so dove si vorrà andare a parare. Parliamo di diversamente giovani, parliamo di assistenza alla persona, noi abbiamo le figure, però è come non ci fossero. Professor Mario, come ti dici, i giovani e l'ambiente molto attenti, sono loro che scendono nelle piazze, è inutile che ce lo diciamo, sono quelli che veramente occupano questi spazi anche per noi, cercando di far capire che alla fine il futuro è loro e devono avere un futuro veramente sereno, tranquillo. Non vedranno quello che abbiamo avuto la fortuna di vedere noi, però se non riusciamo a capire e rispettare l'ambiente non so cosa resterà a loro. Io dicevo anche prima, professor Mario, che ho girato per paesi in queste settimane, io giro molto e vedo cemento dappertutto, professore, dove c'erano campi, nei paesetti io vedo solo e guardo adesso e dico: ma qua quando piove dove andrà l'acqua? Infatti l'ho vista pochi giorni fa anche su un paese che sono andata, che si è allagato completamente, e io quando ho visto questo ho detto avevo visto giusto. Professor Mario, ma possibile che il business, la visibilità riesca a superare il limite della conoscenza e del rispetto della natura e dell'ambiente? Prego. Sì, è possibile. Devo dire che ormai siamo diventati tutta una via Gluck, no? Per citare la famosa canzone di Celentano che per prima dichiarò il problema della trasformazione del territorio a sfavore delle parti ambientali. Io, parlando di giovani però, e avendo l'occasione di essere oggi qui in collegamento insieme al collega costituzionalista, io ne approfitterei, se lei me lo permette, proprio rimanendo parzialmente in tema con la domanda che mi fa, mi trasformerei nel cittadino piuttosto che nel professore, approfittando per fare una domanda un po' articolata proprio al collega, se lei me lo permette. Però, perché abbiamo il tempo misurato, professor Mario. Certo, in due minuti. Allora, capita, l'argomento della Costituzione è un argomento che riguarda i giovani con molta importanza. Mi capita di citare quello che diceva, credo, Henry Kissinger, col suo cinismo leggendario, che disse una volta: l'illegale lo facciamo subito, l'anticostituzionale ci dobbiamo organizzare, abbiamo bisogno di un po' di tempo. Credo sia una frase abbastanza nota e che circola. Allora, lo strumento Costituzione è estremamente importante, ma è anche uno strumento che spesso viene ritenuto
ritenuto dalla mia generazione, da molti della mia generazione, tendenzialmente magari più dagli amici di sinistra, di centrosinistra, che dagli amici di centrodestra in questo senso, inamovibile. Vengono beatificati i padri fondatori, gli scrittori i costituenti, e ci si rifiuta un po', c'è un certo freno per la nostra generazione a distanza di 80 anni di immaginare di poter mettere mano a questo strumento, che invece dovrebbe essere uno strumento che dovrebbe adattarsi ai tempi, anche perché noi, il collega lo potrà confermare, abbiamo 80 anni di esperienza, di conoscenze, di scienza giuridica che ci permetterebbero anche di migliorare le cose in cui la Costituzione diventa necessaria. Penso un po' al fatto che i giovani si ritrovano spesso esclusi dalla Costituzione, degli strumenti che governano la società in cui vivono, e quindi questo aumenta la distanza tra i giovani e le istituzioni, ma soprattutto poi ci sono delle cose che i costituenti, che pensavano a difenderci dal fascismo e dal comunismo allora, non potevano sapere che ci sono venute addosso come problemi di convivenza civile. Penso per esempio al fatto che l'insostenibilità economica diventi un freno alla sovranità e alla libertà di una nazione, e quindi magari che la Costituzione ci potesse mettesse un freno a certe forme di populismo che vanno poi a rendere insostenibile le casse pubbliche e quindi alla fine a portarci a perdere libertà di fatto, forse richiederebbe, la mia utopia sarebbe quella che la Carta Costituzionale, lo strumento costituzionale, potesse essere periodicamente revisionato, tanto che le nuove generazioni e le nuove conoscenze potessero entrare ad aiutarci nel nostro convivere. Concludere con la risposta veramente del professor Malo, visto che ha fatto questa domanda, perché ormai siamo in chiusura e perciò diamo la chiusura al professor Malo, visto che il professor Mario ha fatto questa richiesta. Prego. Dunque, la Costituzione italiana è stata modificata varie volte anche su aspetti molto importanti della parte seconda, e per fortuna non hanno modificato fin qui la parte prima, che comunque è insuperabile, e francamente non vedo come dal punto di vista dei principi potremmo avere principi migliori rispetto a quelli che abbiamo, che sono stati anche copiati nella Carta Europea della Convenzione Europea dei Diritti Umani e altre carte internazionali. Le modifiche operate dal Parlamento in sede di revisione costituzionale non mi sembrano tanto buone. Penso per esempio alla modifica abbastanza recente degli ultimi anni di riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Avevamo 630 deputati e 315 senatori, siamo passati a 400-200 per un difetto del tema che riguarda il sistema politico. Noi riduciamo, diciamo, le forme di democrazia rappresentativa. Questa è una riforma costituzionale demagogica, sbagliata, che ha condotto in una posizione ancora più subalterna il Parlamento rispetto al governo, e quindi stiamo attenti nel modificare la Costituzione. La stessa modifica della Costituzione relativa al sistema delle autonomie è una modifica della Costituzione che ha generato un contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale enorme tra lo Stato e le Regioni. Probabilmente era quasi migliore la disciplina originaria della Costituzione relativa al sistema Stato-Regioni e autonomie locali. Ora si parla di una riforma costituzionale che condurrebbe la forma di governo all'elezione diretta del primo ministro. Ecco, c'è bisogno di avere un rafforzamento di un governo che già conduce le sue politiche mediante approvazione continua di decreti legge e decreti legislativi. Le leggi del Parlamento ormai sono, le leggi di iniziativa parlamentare sono assolutamente rare, e specialmente quelle che arrivano in porto. Ecco, attenzione
attenzione alle modifiche frequenti della Costituzione e anche non frequenti. Cerchiamo piuttosto di vedere quali sono i principi fondamentali costituzionali italiani restano quelli migliori, a mio modo di vedere, a livello interno e a livello costituzionale, ripeto anche copiati a livello internazionale, e si tratta invece di applicarli, di conoscere la Costituzione. La Costituzione non è conosciuta come legge fondamentale da dover applicare. A volte si scambia, diciamo, la discrezionalità politica per quello che in realtà non è, cioè io ho un dovere ormai di non consumare più suolo, non è un tema di discrezionalità politica, è un dovere costituzionale che mi arriva dall'articolo 9 della Costituzione, specialmente nel momento in cui è stato riformato, introducendo anche espressamente l'ambiente che comunque già c'era nel 9. Quindi attenzione, perché noi abbiamo bisogno di conoscere bene la Costituzione e applicarla, perché la Costituzione, come Mirella lei diceva all'inizio, è una Costituzione, vorrei dire, veramente molto avanzata. E con queste parole io devo chiudere perché ormai siamo proprio in chiusura. Danilo Redi, Presidente, velocissimo. Allora, nel 40° abbiamo fatto delle cose molto belle. Abbiamo finanziato una borsa di studio per 2 anni a un ricercatore in campo oncologico dell'Università di Padova. Abbiamo rapporti con lo IUSVE che andranno in porto entro fine anno. Abbiamo regalato degli apparecchi al reparto di oncologia di Vittorio e lunedì abbiamo consegnato un apparecchio importante all'urologia di Conegliano. Queste sono delle belle cose che abbiamo fatto. Perciò penso che abbiate capito l'importanza di questa associazione Renzo e Maria Pia Fiorot. Guardate, io conosco, è una realtà enorme, grandissima, che aiuta tantissime veramente persone, possiamo quasi paragonare a un ospedale ormai, Riedi, perché è veramente una cosa talmente grande, talmente bella, che mi fa piacere averli avuti ospiti veramente questa mattina. Grazie veramente al professor Andrea Mario, professore ordinario di idraulica. La inviterò ancora, professore, perché come ha detto lei tante cose parleremo, faremo anche vedere, vedremo come agirà questo commissario, ecco perché è da capire appunto cosa deciderà su un tema che veramente riguarda specialmente il nostro territorio. Grazie veramente al professor Maurizio Mano, professore di diritto pubblico e costituzionale, e adesso andiamo a vedere se il camino fumerà nero o fumerà bianco. Staremo a vedere. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Grazie, grazie. Bentornati con noi e con le pennette alla vodka ed emulsione di pomodoro. È un piatto semplicissimo da preparare. Useremo dei garganelli, che sono una specie di pennette che si trovano facilmente nei negozi della Coop, delle uova, del parmigiano e della panna. Oltre naturalmente un goccio di vodka e un'emulsione di pomodoro. L'emulsione di pomodoro altro non è che una salsa di pomodoro frullata con dell'olio extravergine di oliva. Iniziamo a cuocere i nostri garganelli e mentre i garganelli iniziano noi prendiamo le nostre uova, ne useremo una intera, un uovo intero ed uno scarteremo l'albume e terremo solo il tuorlo, un pizzico di sale, una manciatina di parmigiano, un pochino di panna fresca ed una spolveratina di pepe fresco. Con l'aiuto di una forchetta sbattiamo ben bene il tutto e abbiamo preparato la base con cui andremo a condire i garganelli. Mentre aspettiamo i garganelli, prepariamo la base del piatto con il pomodoro emulsionato. Stendiamo
2 cucchiai di salsa pomodoro. La salsa pomodoro sarà tiepida perché se la scaldate troppo si scoagula, quindi l'importante è che sia tiepida. Questa è la base e all'interno di questa base andremo a appoggiare i garganelli. Vediamo un po' se la pasta è cotta. La pasta è quasi pronta, aggiungiamo un filo di olio alla padella e poi andiamo a scolare i garganelli e li versiamo in padella. Quando i garganelli si saranno insaporiti con l'olio, aggiungiamo il composto di uova che abbiamo preparato in precedenza, saltiamo bene il tutto ed aggiungiamo la vodka. Il profumo è molto buono, spegniamo immediatamente il fuoco e andiamo a servire i garganelli nel nostro piatto. Andiamo a appoggiare i nostri garganelli al centro dell'emulsione di pomodoro. Vedete che bel contrasto di colori. E chiudiamo questa ricettina del giorno con una spruzzatina di prezzemolo tritato, se gradite una foglia al centro del piatto, 2 scagliette di parmigiano a lato e Maurizio vi augura buon appetito.